buongiorno. Io questa mattina vorrei aprire con due ospiti veramente importanti perché parleremo di storia, ma parleremo anche di giovani, parleremo di scuole, di studenti, ma parleremo anche di queste guerre, di questa guerra molto vicina che non riusciamo a capire dove i grandi della Terra vogliono andare a parare, se continueremo a vedere morti, se continueremo a vedere bombe e soprattutto cosa ne pensano anche i ragazzi. Allora vediamo questa locandina, vediamo se c'è, eccola qua. Presento subito la professoressa Paola Bortoletto, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Buongiorno professoressa, grazie di essere qui, veramente grazie. E presento subito anche il dottor Sergio Tazzer, giornalista, scrittore, ma soprattutto molto conoscitore anche della Russia, specialmente. Lui sa di cosa si parla e com'è la situazione, specialmente dei paesi dell'est. Allora io inizierei proprio da lei, dottor Tazzer. Cosa sta succedendo e cosa vediamo con questa locandina? Cosa avverrà, dove, come e perché? Prego. L'ansia di stamattina con il presidente americano Trump che dice: saremo solo io e Putin, noi inviteremo rappresentanti europei a trattare la pace dell'Ucraina. Per me non deve esserci nessuna guerra e se l'Europa ha un problema con questo, allora lascia che sia la Russia a sconfiggerla, dice il nostro alleato principale, l'alleato dell'Europa e dell'Italia, senza il coinvolgimento americano. Perché non voglio che l'Unione Europea partecipi? Perché i loro rappresentanti, ha detto, questa è l'ansia di stamattina, devono andare in guerra, hanno bisogno di un conflitto a lungo termine per nascondere la loro incompetenza, le lobby e il denaro rubato. Ce l'ha sempre col denaro rubato, come lui fosse un angioletto. E tra l'altro sappiamo benissimo che l'uomo è un pregiudicato ha detto anche una falsità storica e di cronaca: Putin acclamato dalle popolazioni filorusse del Donbass come un liberatore. Sappiamo benissimo che il Donbass e Luhansk sono sostanzialmente rase al suolo. Ecco, e poi possiamo anche parlare di come è accaduto. Ma perché questo, importante convegno, la guerra è più vicina di quanto pensiamo, è scritto l'Ucraina. L'Ucraina, poi io ho aggiunto come titolo Ucraina tutti a casa. Pensavo che fosse come il film di Alberto Sordi sull'8 settembre, ma qui mi pare che siamo messi peggio sostanzialmente. Vediamo la locandina per cortesia, ecco, grazie. Ed ho chiamato, il dottor Francesco Roberto, che è uno studioso di storia militare e relazioni internazionali con focus particolare sul paese del fatto di Varsavia. Fa parte del board scientifico dei dossier difesa, un gruppo di cervelli, diciamo l'italiana invece che l'americana, che si occupa del comparto della difesa, ricoprendo la carica, questo Francesco Roberto, di Senior Head Research, cioè un ricercatore anziano coordinando un team di 10 persone. E quindi abbiamo cercato sale pubbliche in tutta Treviso e finalmente ne abbiamo trovata una nel convento di San Francesco, sala Frate Sole, e speriamo che San Francesco, il santo della fratellanza e della pace, porti bene sostanzialmente. Quindi l'invito a tutti quelli che ascoltano di partecipare giovedì prossimo alle ore 17:15 al convento di San Francesco a Treviso, sala Frate Sole. L'ingresso è da via San Francesco accanto al campanile e l'ingresso è libero. E con lui discuteremo di quanto sta accadendo sostanzialmente. Qui è una cosa incredibile. Non è vero che la guerra in Ucraina sia iniziata soltanto 3 anni fa, è dal 2014, non da 3 anni, che la Russia ha iniziato questa guerra militare, politica, economica contro l'Ucraina. Subito dopo accadde l'Euromaidan, la rivoluzione del febbraio del 2014, forse ci ricordiamo, forse l'abbiamo anche già dimenticato, con la quale gli ucraini destituirono e misero in fuga il presidente filorusso che si chiamava Viktor Yanukovych e il quale si rifugiò in Russia.
E da allora i soldati russi hanno senza insegne sono penetrati prima in Crimea organizzando un referendum farsa non riconosciuto dalla comunità internazionale, e poi nelle regioni meridionali del Donetsk e di Lugansk, occupandole, facendo ancora poi del referendum fasulli e ritenendole ormai facenti parte del territorio russo. E ricordo che proprio in quell'anno, nel 2014, lanciarono un missile che abbatté un aereo civile della Malaysian Airlines proprio dalle zone del Donetsk. L'Occidente non si rese conto di quanto stava accadendo, anche perché dimenticò che nel 1999 aveva firmato il memorandum di l'Occidente rappresentato da Gran Bretagna e America a quel tempo, aveva firmato il memorandum di Budapest assieme a Russia e Ucraina, con il quale l'Ucraina aderiva al patto di non proliferazione nucleare e il presidente e il governo filorusso restituì alla Russia ben 1900 testate atomiche. Con questo memorandum di Budapest America, Gran Bretagna, Russia soprattutto e Ucraina si impegnavano a difendere i confini e l'integrità territoriale della Ucraina. Cosa sia accaduto l'abbiamo visto sostanzialmente. La Russia dopo poco ha occupato la Crimea, l'ha annessa e poi ha occupato la regione, il sud dell'Ucraina, il Donetsk, lasciando libera, anzi non riuscendo a conquistare l'unica parte che dà sul Mar Nero, che è la zona di Odessa. Allora, professoressa Bortoleto, lei è presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Che messaggio sta arrivando a questi giovani dove molti di loro protestano per un ambiente e il loro futuro? Sono messaggi devastanti che stanno arrivando, poi ci lamentiamo se vediamo le risse, se vediamo questi ragazzi, forse anche non tutti ma molti più sensibili di altri, che stanno vivendo un momento di disagio notevolissimo, enorme. Non è che ci siano tante persone che li prendono per mano e li ascoltano. La scuola sta facendo questo, sta supplendo al lavoro che dovrebbero fare certi genitori che non ci sono, ma non può fare tutta da solo. Il problema sta tutto là, e soprattutto questi insegnanti sono con le spalle al muro, perché questi ragazzi hanno alzato talmente l'asticella, tanto sono minori, tanto non mi fanno niente, tanto a casa più di tanto non succede, e alzano sempre di più l'asticella. Ma il messaggio che è provocatorio, che li stimola ancora di più ad essere ancora più rabbiosi. Io non vedo cattiveria, professoressa, vedo tanta rabbia. Ecco, quella sì vedo. Prego, Bortoleto. Sì, Mirella, grazie. Sicuramente bisogna un po' distinguere anche a seconda dell'età degli studenti, insomma, perché i piccoli diciamo sono in qualche modo, ricevono messaggi anche da questa situazione sociopolitica, insomma, che abbiamo intorno, che li mette fortemente in ansia, perché i bambini, per esempio le bambine, su questo tema della guerra, usciti da un Covid che li ha in qualche modo molto limitati, perché sono stati davanti a schermi per tanti mesi, e poi adesso appunto con questi venti di guerra, perché chiaramente in casa se ne parla, a scuola in qualche modo qualche messaggio arriva, appunto perché ci sono manifestazioni, perché ci sono incontri, quindi i bambini sono fortemente ansiosi da questo punto di vista, si sentono questo peso. I più grandi dall'altra hanno comunque questa situazione generale che è pesante nelle famiglie, anche a scuola, perché insomma gli insegnanti sono delle persone che vivono nel mondo, quindi insomma poi hanno le sollecitazioni che abbiamo sentito. Dall'altra che cosa succede? Hanno anche tutta una serie di esempi che sono intorno a loro, come si può dire, non dico di abbandono, ma in qualche modo di scarsa attenzione anche a quelle che possono essere la crescita armonica della persona, per cui in qualche modo, in più, attenzione, abbiamo il tema che l'adolescente, il preadolescente, quindi quello della scuola media di primo e secondo grado, insomma l'adolescente,
vuole in qualche modo essere sempre anche diverso, contrapporsi all'adulto perché è un modo per crescere, e si crea questa situazione esplosiva in alcune situazioni in cui effettivamente la scuola cerca di mettere del proprio, però ha bisogno dell'aiuto della famiglia e anche dell'associazionismo, cioè anche del fatto che magari il pomeriggio possano andare a suonare, a fare sport, quindi a fare tutta una serie di attività che permettano loro di essere occupati in cose sane, belle, con cui stanno bene, e non diciamo in giro a far solo danni in alcuni casi, insomma, perché lo abbiamo visto in certe situazioni, sia a Treviso sia anche nella provincia, no? Come ci sono queste aggregazioni che insomma il branco è un dato diciamo adolescenziale, però come dire va contenuto, e quel discorso che lei diceva, rabbia, sì, è vero, che nasce dall'ansia, dalla paura e dal fatto che appunto bisogna contenerli e non sempre si è in grado. È vero quello che sta dicendo, e la ringrazio per aver nominato il mondo dell'associazionismo, questo mondo che accoglie anche se con grande fatica, perché purtroppo lei lo sa come la penso, non ci conosciamo neppure tra di noi, pensate quanta fatica fanno anche i ragazzi ad arrivare a noi, ma un po' alla volta ci arriveremo quando smetteremo di avere i campanili, ecco, questi campanili che fanno solo male poi oltretutto a questi ragazzi. Ma quello che io li ho avuti, professoressa Bortoletto, anche ospiti qui, anche ieri, cerco di invitarli il più possibile, anche se come lei sa c'è una grande fatica a invitarli per tanti aspetti anche burocratici, ma vedo dei ragazzi meravigliosi. Il problema è che questi non li vede nessuno, pochissimo, e noi vediamo sempre i cattivi esempi, che sono cattivi esempi tra virgolette. Un ragazzo mi ha detto: guarda Mirella, se tu li prendi uno a uno e li intrighi con qualcosa che a loro interessa, può essere la moda, come ha detto lei, la pittura, lo sport, tu vedrai il cambiamento di questi ragazzi. Il problema è che lo fanno in pochissimi, allora il branco fa paura. Però Mirella, il branco è quello che li accoglie, è dove loro si sentono bene, perché dall'altra parte non si sentono accolti, mentre il branco li accoglie. Allora dobbiamo proprio avere paura di questo branco, oppure dobbiamo invece andare a capire cos'è questo branco così chiamato? È un gruppo di ragazzi poi alla fine anche fragilissimi, molto fragili, la professoressa lo sa benissimo, a parte qualche raro caso che è un po' sopra le righe, ma perché si sente il bullo di turno, così viene chiamato, ma è un ragazzo che tutto sommato penso si possa riprendere. Come sono dell'idea che non fa bene, e vediamo che in questi giorni il carcere, cosa c'entra il carcere se un ragazzo ha commesso qualcosa? Cerchiamo di rieducarlo magari col lavoro, anche facendolo. Il problema è là, perché non può lavorare perché è minore, è sfruttamento di minore. Queste sono le leggi al momento, non c'è niente da fare. Allora o qualcuno si decide a cambiare le leggi, e non è di sfruttamento ma è anche un insegnamento. Io li vedo ad esempio, la professoressa, lei lo sa, glielo dico spesso anche agli orti, con Fulvio Marotto, questo pazzo scatenato, e lui li intriga da morire. Cioè io non li intrigo con la borsa della spesa, lui riesce a intrigarli perché la meccanica... Bisogna motivarli partendo dai loro interessi. Sì. Ma allora perché non lavoriamo su questo? Possibile che il ministro non riesca a capire che forse anche lui deve battere un colpo più forte e cambiare certe regole del gioco, specialmente su questi ragazzi che hanno bisogno di essere inseriti, se no li perdiamo, guardate che li perdiamo. Perché li perdiamo? Perché dietro l'angolo hanno il nemico numero uno, che è la droga. Punto. E il bere, punto. Vogliamo capire che forse dobbiamo veramente fare tutti assieme qualcosa per smuovere, perché adesso sono tutti in campagna elettorale, io vado per gli uffici e non si muove paglia, questa è la verità. Capisce bene, professoressa, che sono molto preoccupata, che questi non è che possono aspettare un eterno. Prego, professoressa. Sì, dicevo, le dipendenze sono dietro l'angolo, soprattutto appunto con i più grandi, e riprendo quello che diceva prima, cioè bisogna motivare i ragazzi anche a scuola, sicuramente trovando anche delle forme di personalizzazione anche, no, dell'apprendimento che fortunatamente anche con
tutto quello che abbiamo da un punto di vista informatico tecnologico ci può aiutare, ma poi bisogna, ecco, le strade dell'arte, della bellezza, dello sport, bisogna sfruttarle proprio in quei ragazzi che magari fanno un po' più fatica con le materie classiche, diciamo, no? Però se presi dalla parte giusta riescono poi a dare molto. Io faccio sempre l'esempio di un ragazzo che appunto tra l'altro era stato anche bocciato, insomma comunque era in terza media, e sono andati in gita, era insomma ne faceva di cotte e di crude ogni giorno. In gita è stato una meraviglia, nel senso che è andato fuori dal suo stretto ambiente, diciamo, a vedere una città storica, insomma, ecco, sono stati a Roma, eccetera. Che cosa è successo? Lui era attento al disabile, dava una mano alla professoressa per metterli tutti in ordine quando dovevano entrare e uscire dal museo o salire sulla metropolitana. Quindi che le prof quando sono rientrate hanno detto era un'altra persona, e allora da lì è scattato qualcosa. È che questo scatto dovrebbe essere sempre presente e ci deve essere un rapporto strettissimo fra scuola e famiglia per andare a recuperare proprio quel bello che in ogni persona c'è, perché se no il rischio è proprio quello appunto di fare gruppo, e gruppo non positivo ma che in qualche modo si sfoga e sa che comunque ha un gruppo che lo accoglie e non gli dice sempre non sei bravo, non capisci, non fai bene, eccetera. Allora professoressa, io l'ho anche invitata perché è un caso molto particolare, poi la chiamerò in privato naturalmente, dove questo papà ha chiamato in diretta qui a Sveglia Veneti dicendo che il figlio era stato sospeso più di 3 mesi da scuola per un fatto che a lui sembrava non così grave. Naturalmente bisogna verificare giustamente e capire cosa è successo, però lui, una domanda che mi ha fatto è stata questa, alle telecamere ha detto ma la scuola è inclusiva o esclusiva? Allora io ho richiamato poi questo genitore per capire com'era la situazione. È una situazione un po' problematica, nel senso che il ragazzo ha anche un problema, diciamo che si muove molto, ecco, non sta fermo, lei ha già capito, ma non lo voglio dire perché giustamente ha perso la mamma, è cresciuto solo col papà, perciò un dramma che lui ha sentito tantissimo e che lo sta sentendo ancora. E ha combinato questa cosa. Allora io ho chiamato il sindaco per vedere, perché io non posso, sono cose private, non è che puoi proprio, però a seconda del papà lui dice ma perché mio figlio è a casa? Cioè perché 3 mesi sono tantissimi, cosa avrà fatto alla fine? Sono enormi. E il sindaco ha provato a intercettare questo genitore che conosce anche molto bene, conosce tutta la storia delle famiglie, anche lui è rimasto sconvolto perché non c'è verso che questo ragazzo rientri in classe. Il dirigente ha detto che si prendano quanti avvocati vogliono, io vado per la mia strada. Allora capisce perché io sono arrabbiata. Io non voglio, per carità, avrà sbagliato. Ma io ho parlato anche con il ragazzo perché ho voluto capire, ma secondo te, dimmi la verità, tu sai cosa hai fatto, meglio di te non lo sa nessuno, tu solo sai quello che hai fatto. Hai fatto veramente una cosa così grave? Perché guarda che poi io lo vengo a sapere, bene o male io riuscirò a saperlo. E lui mi ha detto, no Mirella, non era il caso. Ero all'interno, è vero, di quel gruppo, però non meritavo tutta questa sconfitta e l'ho sentito... No, provato di più, non c'è verso. No, allora, dottoressa, professoressa, la prego, perché non è possibile, anche uno fa male, ha capito quello che voglio dire? Se questo ragazzo si può reinserire in qualche maniera, perché il padre dice mio figlio non deve uscire con questa onta da questa scuola, non ne voglio sapere che abbia questo marchio, ecco, non lo sento, non lo voglio, abbiamo già sofferto abbastanza. È possibile non riuscire a far capire a questo dirigente che magari si può trovare un'altra soluzione? Ecco, questo poi le parlerò in privato, però volevo dirlo che davanti alle telecamere capisce bene che la scuola non dà un bel esempio. Ecco, questo dirigente non sta dando un buon esempio, perché è tutte le mattine da anni che noi diciamo ascolto, ascolto,
E poi soprattutto il sindaco che ha cercato anche lui di dire, vediamo un attimino, di capire se c'è, ma bisogna proprio andare davanti a un tribunale, questo papà con questo figlio, per vedere se ha ragione o torto. Io non lo so, professore. Sentiamo, dottor Tazza, una volta quando andava a scuola lei, com'era? Aspetti che sentiamo il dottor Tazza, com'era la scuola di una volta, dottor Tazza? Io ho 78 anni, guardi che quando entrava il professore per esempio di lettere, il professor Giovanni Netto, uno storico che ricordo sempre bene e che mi ha proprio stimolato a studiare la storia, ci si alzava tutti in piedi. Non solo, e questa alle medie inferiori, e la stessa cosa accadeva alle medie superiori. Ricordo che di recente, quando ripresi l'università per laurearmi in scienze della comunicazione, eravamo alcuni giornalisti abbastanza di là con gli anni, e quando entravano i professori non ci alzavamo ancora in piedi, mentre i ragazzi non soltanto stavano seduti, ma stavano anche seduti col cappello o il basco in testa, robe incredibili ai tempi nostri. Forse un po', io sono un libertario, forse un po' più di disciplina male non farebbe, ma un po' di disciplina direi anche nella scuola, fra i professori. Io purtroppo non frequento attualmente la scuola, ma sento e vedo che ci sono delle smagliature. Non è questo modello veramente importante e giustificatorio che si possa proporre. Non sempre, non dico che sia tutta così, ma non sempre è così. Rinaldo, poi andiamo dalla dottoressa, la professoressa Bortoletto, questa dirigente importante che avevo la fortuna di avere questa mattina, perché così possiamo parlarne. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E la guerra purtroppo nella storia si ripete, perché purtroppo questa guerra non so dove saremo finiti. C'è massa anni di pace. La guerra è causata dai prepotenti, va bene, come la Russia, come gli americani, che voi tutti loro partiti forti. Gli americani c'è 80 anni che comanda qua in Italia, va bene? E chi che conosce la storia e chi che ha vissuto la storia, va bene? E lo sa. E purtroppo la storia va avanti così. In quanto riguarda i giovani si drissa, perché se Dio cresce, sbaglia, ma qui viene grandi, si drissa. L'unica roba che abbiamo da dare ai giovani è un futuro, è sicurezza di un lavoro, di trovare una famiglia con a casa, con una posizione nella vita. Adesso non gli ha niente in mano, perché non ha nessun futuro. I giovani laureati, 30 anni, si disoccupati, gli va a fare gli spazzini. Ma dove è che viviamo? Ma dai, siamo di parlare di anni di queste robe e non abbiamo risolto niente. Non vediamo tutta la colpa ai fiori. I fiori, gli fa quello che devi insegnare noi altri. Che esempio gai? Se colpa e se massa sulle famiglie. Va bene, Maria e muori, amanti, che fai. Perché c'è un mondo sbagliato. E che esempio gai? Gli va a casa, suo padre su un'altra parte, sua mamma su un'altra. Non dà il calore della famiglia, del genitore. Una volta a 14 anni, il che faceva il libretto di lavoro, va bene, a 14 anni, e dopo ti potevi andare a lavorare come apprendista a imparare un lavoro. Questo, i fiori che fa queste banacche in galera, invece che metterli in prigione, li può metterli, però la persona gli fa le camerate e da adesso gli insegna un lavoro. Va bene, che invoglia a fare un lavoro e di strada che crea. Grazie Rinaldo, se no non ce la faccio, grazie, sei stato molto chiaro con le tue riflessioni. Prego professoressa Bortoletto. Sì, vabbè, adesso riprendendo, chiaro, quello che uno ha di ricordo della propria vita, della propria esperienza di giovane, certo è importante, perché è un esempio di riferimento. Siamo andati avanti, siamo nel 2025 e sappiamo che abbiamo da una parte una accelerazione enorme della tecnologia, perché sappiamo bene quanto l'intelligenza artificiale adesso sta entrando anche nella scuola, anche nei ragazzi, anche nei loro smartphone, ma dappertutto, ecco, e quindi accelera le informazioni e i dati in una maniera che una volta non esisteva.
ma una volta intendo anche 10 anni fa, e dall'altra abbiamo però, ecco, questi ragazzi che, giustamente come dice l'ascoltatore, sono in crescita, e quindi c'è sempre la possibilità, e noi dobbiamo, come educatore io mi sento di dire che dobbiamo essere sempre positivi, non possiamo essere negativi, perché altrimenti abbiamo chiuso col futuro. Dall'altra però, ecco, dobbiamo aiutarli a veramente trovare delle motivazioni per andare avanti. La società è quella che è, il futuro è molto incerto anche per la situazione, come ci è stato detto all'inizio, che cambia continuamente, tra l'altro con i governanti che insomma fanno il bello e il brutto, perché sono loro che poi decidono, e quindi veramente dobbiamo insieme, ecco, io sono sempre dell'idea che il lavoro va fatto insieme, ecco, quell'esempio in cui il sindaco è stato messo in mezzo. Magari fosse stato messo in mezzo prima, io appunto non conosco la situazione, quindi non posso permettermi di giudicare, però sicuramente se il sindaco, il dirigente, il consiglio di classe, perché non è che decide solo il dirigente, c'è un consiglio di classe con tutti gli insegnanti, si fossero messi insieme, forse, e la famiglia, quindi è il papà, forse qualcosa di diverso poteva capitare, poteva succedere, questo sì. Sì, però non lo devo fare io, professoressa, no, sono io certo che ho chiamato no, il sindaco. deve essere la scuola che si mette in capisce dialogo, che c'è qualcosa che non funziona, perché il sindaco si è reso subito disponibile, ha chiamato veramente su prima il papà, giustamente per capire bene la situazione, e poi il dirigente, ma non c'è verso di fare questo tavolo prima di arrivare al tribunale, per quello io mi sono permessa di chiamarla, perché non è il dirigente che va in tribunale, è la scuola che va in tribunale, e questo non fa bene al messaggio che arrivano, capisce? Assolutamente no. Ecco, quello che voglio dire. L'aveva fatto prima, se mi permette. Lo so, però l'ho fatto io, professoressa, non l'aveva fatto nessun altro, questo è il grande problema. Allora, dottor Tazzer, quella è la storia però che continua, la storia non cambia, cambiano le armi, perché abbiamo adesso, basta schiacciare un bottone, non è che serva molto altro, ma soprattutto non cambia questa crudeltà, ecco, crudeltà dell'uomo, quando veramente gli si mette questa divisa e diventa veramente crudele. Ma da dove arriva questa crudeltà? Perché alla fine tu puoi arrestare, puoi fare prigionieri, anche c'è modo e modo, ma perché questa crudeltà? Da dove nasce questa crudeltà? Perché veramente qua fa molto pensare, siamo nel 2025, ma vediamo quello che facevano tanti anni fa certi dittatori, questo è il vero. La crudeltà nasce dalla diffusione di modelli razzisti, individualisti, nazionalisti, parliamoci molto chiaro anche, e quindi tu fai bene perché questo fa bene alla tua patria, gli altri sono nemici. Pensa un po' cosa sta raccontando Putin, giustificando questa invasione dell'Ucraina, dicendo che tutti gli ucraini sono nazisti. Sì, ci sono stati nazisti, ma ci sono stati nazisti anche fra i russi. Non dimentichiamo che qui c'erano i cosiddetti Vlasoviti, quelli del generale Vlasov, i cosacchi che in Carnia si ricordano nella seconda guerra mondiale cosa hanno combinato. E quindi non c'è da una parte o dall'altra chi è colpevole e chi è innocente. Sicuramente c'è una istruzione, parlando di scuola, e una cultura che porta a essere sopraffattori, a vedersi sopraffattori, ma soprattutto a vedersi sopraffattori dalla parte della ragione. E quindi accadono queste cose veramente drammatiche, veramente ributtanti e inumane. Liliana Segre ieri ha detto che è terrorizzata da Trump. E ho sentito una persona nella dichiarazione molto provata, perché lei sa di cosa parla, lei sa cosa vogliono dire certe parole, certi atteggiamenti, dove possono arrivare. Ma dove si può arrivare col potere? Perché qua è il grande problema, perché quello che io sento, che mi sembra che l'interesse sia sulle terre rare,
non sulla popolazione che muore, cioè l'interesse è quello di avere le terre rare. E non soltanto le terre rare. E non soltanto le terre rare, ma è l'espansione, diventare sempre più forti, sempre più potenti. È questo che non viene fuori molto chiaro. Sembra quasi che quello che è stato invaso diventi lui il colpevole alla fine, perché lei l'ha spiegato molto bene, la guerra. In questo momento l'Ucraina sembra che sia invasa, anche perché si parla sempre, attenzione, si parla sempre della guerra dell'Ucraina, e quindi uno distrattamente dice basta guerra, vogliamo la pace, e associa la guerra al nome dell'Ucraina, non ricordando molto spesso che l'aggredito è stata l'Ucraina e l'aggressore è stata la Russia. Ha fatto molto bene a ricordare quello che ha detto la Segre. Io ricordo anche la lettera che ieri ha spedito Lech Wałęsa, il premio Nobel per la pace, già presidente della Polonia, quello che portò sostanzialmente con la sua agitazione sindacale Gdynia Solidarność, eccetera, all'indipendenza della democrazia in Polonia, insieme ad altri prigionieri politici di Solidarność. E ha scritto a Trump dicendo di provare paura e disgusto da come si comporta, soprattutto dopo aver visto quella che lui ha chiamato la sceneggiata di Washington alla Casa Bianca, ecco, offensive. Ha ritenuto le vostre aspettative sull'Ucraina e quindi ha richiamato al rispetto delle garanzie assunte che ricordo riguardano da tanto tempo indietro, da decenni indietro, il memorandum di Budapest e poi gli altri, per esempio gli accordi di Minsk che non sono stati rispettati, e tutto quanto, tutte le sollecitazioni a trovare un accordo, una pace partite anche da Sua Santità Papa Francesco. Che salutiamo, mi raccomando Papa, rimettiti in sesto, per carità, che abbiamo necessità e bisogno della tua parola. Prego. E vorrei tornare, leggo l'Ansa di stamattina, dice Kiev, ha sottolineato il presidente ucraino, cioè Zelensky, non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi queste saranno occupazioni temporanee. Questa è quella risposta di Trump. Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace. Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell'America, dell'Europa. Ecco. E quindi questo ragazzo è un presidente di una nazione, è importante. Ma tornando alla Polonia, ovviamente ad adesso Donald Tusk, che è il leader politico della Polonia, ha detto: è mai possibile che ci siano 500 milioni di europei che chiedono aiuto a 300 milioni di americani per difendersi da 140 milioni di russi? Ecco, questo è un punto di domanda che ci coinvolge tutti. Quindi dobbiamo trovare veramente questa unità europea che manca. Invece troviamo che tutti i paesi, tutti i paesi, Polonia, Spagna, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Germania, Svezia, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda, Estonia, Finlandia, Croazia, Danimarca, Romania, Austria, Belgio, Slovenia e Bulgaria hanno aderito all'appello dei capi europei che si sono riuniti a Londra. E l'Ungheria invece non lo sostiene, e l'Italia ha fatto questo sostegno in forma molto timida. Ecco, noi non siamo un piccolo paese, siamo un paese poco meno di 60 milioni di abitanti, dobbiamo avere anche l'orgoglio di saper dire sì, sì, no, no, che è evangelico peraltro. Professoressa Bortoletto, non è il caso che forse anche all'interno della scuola, quando ci sono questi giorni importanti della memoria, del ricordo, riuscire veramente a fare squadra e a mandare messaggi, ecco, di quella che è stata la storia, la guerra, la vera guerra, i prigionieri, i morti? Perché sa che sono stata alla fiera di Godega Sant'Urbano, questa fiera millenaria, e c'era questa mostra molto importante sulle foibe che ha fatto Diotisalvi Perin, proprio con una documentazione particolareggiata e molto molto documentata. E mi sono fermata con alcuni ragazzi che passavano e ho detto: fai un giro in giostra? Sì. Sei andato a vedere la mostra delle foibe? Cosa sono?
Sto parlando di ragazzi delle medie, ma non solo. Poi ho parlato anche con dei trentenni, delle ragazze di 32 anni, e mi hanno detto anche loro: ma cosa sono le foibe? Capisce che di fronte a questa, anche a questo sguardo, perché vedi che dicevano la verità, che non conoscevano, non sapevano. Certo, sì, beh, chiaro. Forse c'è molto da fare anche all'interno delle scuole, cioè c'è qualche manifestazione, ma a discrezione del dirigente, se è più o meno sensibile a percepire che forse è il caso di informare bene, di far vedere, di toccare con mano, di portare questi ragazzi sui percorsi storici che abbiamo avuto. Zero, no. Assoluto o qualcosa. Prego, professoressa. Allora, qui come al solito torna, no? Allora, intanto sia per quanto riguarda il giorno della memoria, sia per quanto riguarda il giorno del ricordo, sono stabiliti tra l'altro per norma, per legge, e quindi le scuole dovrebbero in qualche modo, naturalmente nell'autonomia dei docenti, perché attenzione, siamo in una scuola in cui c'è libertà di insegnamento, quindi uno può mostrare un film, l'altro può chiacchierare, quindi fare una discussione, quell'altro può portarli appunto a fare la visita, non è che tutti fanno la stessa cosa, però ecco, queste per esempio, queste 2 giornate importantissime, tra l'altro molto vicine anche nel tempo, no? 27 gennaio, 10 febbraio, ecco, in qualche modo vanno ricordate. Tra l'altro, appunto, nel caso delle foibe noi le abbiamo molto vicine, perché abbiamo appunto il Friuli Venezia Giulia è vicinissimo, e quindi personalmente io so che quando io ero dirigente i ragazzi ne parlavano. Tra l'altro appunto anche con dei testimoni, ecco, è molto importante, soprattutto nell'età, lei diceva, della scuola media, no? Ecco, che ci sia, ma anche dopo, che ci siano i testimoni che raccontano, per esempio rispetto al giorno della memoria, testimoni ce ne sono sempre meno rispetto invece a quelli del ricordo e al fatto per esempio che ci sia stato appunto questo esodo istriano. Abbiamo comunque ancora persone. Io avrò questa mattina nella terza parte questi esuli quasi centenari. Ecco, professoressa, la interrompo un secondo, se non mi cade la linea. Professoressa, abbiamo Davide da Verona. Ciao Davide. Pronto? Pronto? Non lo sento. Prego, professoressa, si è interrotta la linea, prego. Dicevo appunto allora che cioè queste giornate, come molte altre, insomma, ecco, che magari ricordano episodi che, come dire, hanno messo le persone contro, ecco, come diceva prima il dottor Tazer, hanno messo le persone contro, invece vanno, ecco, girate e portate invece a una riflessione perché non succeda più. Ecco, prima si parlava di Europa, cioè noi cerchiamo anche con i progetti Erasmus di far girare i ragazzi, di farli andare, di avere appunto il confronto con la formazione degli altri paesi europei, quindi insomma la scuola cerca di aprirsi all'Europa. Il problema è poi quando si arriva alle situazioni diciamo della gestione del potere, e lì come dire l'esempio poi perché lei faceva il discorso anche i trentenni, cioè bisogna sempre tener conto che alcune cose devono essere provate, sperimentate e anche offerte nel modo in cui si possa dire, cioè i ragazzi capiscano che sono trasmesse con grande emozione. Non possono essere, beh dai, oggi è il giorno di ricordo, evviva, va bene, parleremo. No, bisogna intervenire anche come docenti, come dirigenti, dando questo messaggio che sono cose che sono importanti, che entrano nell'educazione civica dei ragazzi, che li faranno diventare dei cittadini meno uomo contro uomo, ma insomma più. Però vede, professoressa, se io non faccio vedere questa mostra così dettagliata, i giornali non hanno scritto una riga, non interessa, non è stato scritto una riga, non è stato nominato, hanno nominato qualsiasi cosa, ma non questa mostra che è stata fatta con grande fatica.
Però sa che io non mollo l'osso come sono, allora io cercherò, visto che ha delle cartine veramente storiche importantissime, dottor Tazzer, di riuscire a fare entrare questo, come il giorno della memoria, anche il giorno del ricordo, a questi ragazzi per capire cos'è successo, per capire che dietro l'angolo abbiamo questo, non è che ci sia qualcos'altro, dottore, è questo che mi spaventa. E quello che mi spaventa ancora di più è che il dio denaro regna sovrano. Tu hai tanti soldi, riesci a fare tutto, puoi essere il peggiore dei peggiori, ma il dio denaro fa sì che tu riesca a fare tutto quello che vuoi, ti viene perdonato tutto, non c'è nessuna colpa, perché il denaro compra qualsiasi cosa. Cosa dice, dottor Tazzer? Dopo andiamo in pubblicità. Perché questo è, cioè non è che ci sia qualcos'altro. Questo che stiamo vedendo, a proposito di denaro, bisogna tenere presente che noi abbiamo da 80 anni siamo in pace, però dobbiamo tenere presente soprattutto di quel che sta accadendo non molto distante dai nostri confini, parlo di Ucraina, che la pace non è gratis a proposito di denaro. E se noi ci fissiamo soltanto quel conto in banca, che cala sempre di più perché c'è l'inflazione, siamo fritti, perché questi, soprattutto Putin e soprattutto gli oltranzisti russi, non rispettano nessuna regola, e quindi dobbiamo anche tenere presente che ci sono delle regole internazionali che vanno rispettate. Purtroppo si arriverà allo scontro, speriamo di no, speriamo che si arrivi alla pace, ma non la vedo proprio così ottimistica. Pubblicità. Siamo con la professoressa veramente che ringrazio, Paola Bortoletto, presidente nazionale dirigenti scolastici. In presenza abbiamo il dottor Sergio Tazzer, giornalista e scrittore. Allora, professoressa Bortoletto, sono anni che io dico, non so se c'era anche lei quando l'ho detto, che io darei il voto ai sedicenni. Perché come diamo il patentino, ecco, come diamo il patentino e li mettiamo su una strada, perché là c'è un business, però non li facciamo votare, mentre in altri paesi votano. E d'accordo con me anche il dottor Sergio Tazzer, perché io li vedo, non è vero che non sono preparati, anzi vedono più lungo di quello che fa qualche trentenne, cinquantenne, settantenne. Basta vedere anche sulla raccolta differenziata, ecco, basta vedere l'ambiente in particolare, gli animali, ecco, dove si fidano loro ci sono e protestano anche vivacemente. Ecco, secondo lei anche voi dovreste forse alzare un po' di più l'asticella per far capire al governo, alla politica, che forse abbiamo bisogno anche di questi ragazzi finché abbiamo la fortuna di avere, perché siamo un paese in estinzione. Se va avanti tra l'altro c'è il non è che finiremo come gli Inca se continuiamo a dire no, perché è così. Cosa ne pensa, professoressa? Poi vorrei sentire anche il dottor Tazzer. Certo, beh, il calo demografico c'è e tra l'altro ogni anno abbiamo una diminuzione anche del numero di classi che diventa sempre più importante, insomma anche in provincia di Treviso lo abbiamo visto adesso che si sono appunto appena concluse le iscrizioni, insomma ecco, nel mese di febbraio. Ma sicuramente i ragazzi e le ragazze ecco, vanno stimolati. Noi abbiamo anche chiesto anche ai parlamentari, insieme con altre associazioni, di potenziare tutto quell'aspetto di educazione, non solo educazione civica in senso generale che c'è, ma quell'aspetto dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla responsabilità. Quindi per esempio far sì che un po' in tutte le scuole ci siano queste consulte dei ragazzi, questi diciamo cos'è, il sindaco dei più piccoli, ecco, tutte queste forme che aiutano, allenano ad essere cittadini che prendono anche delle responsabilità, come può essere quella del voto poi ad un'età un po' anticipata. Quindi c'è quest'idea, no, che bisogna metterli in situazione, fargli fare delle cose che li rendono responsabili e anche devono prendersi le conseguenze. Vedi il discorso ambiente, insomma, se io devo fare la pulizia del Piave, mi attrezzo naturalmente e vado.
insieme. Abbiamo bisogno dell'ok della famiglia, perché altrimenti se, ok, si cerca di convincere le famiglie e insieme si lavora. Quindi ecco, torna sempre il mio discorso, no, che bisogna creare dei patti in cui tutti i responsabili educativi, a partire dalla famiglia, poi la scuola e anche le amministrazioni e le associazioni, insieme lavorino, perché se no, come dire, se qualcuno si tira indietro, poi c'è sempre, come dire, la possibilità di dire ma io non c'ero, ma io non ero d'accordo. Anche perché quando si va a votare quasi sempre noi troviamo dei scrutatori molto giovani e fa un piacere enorme, sono molto preparati, sono molto bravi, perciò dobbiamo dire anche quello che è, vedere anche, sono velocissimi, ecco, più di qualcun altro che magari vediamo che non è all'altezza della situazione, perciò io direi veramente di accelerare con questi ragazzi finché abbiamo la fortuna di averli e cercare anche di capire anche da loro, di ascoltarli qual è, ecco, il loro pensiero e la loro sensazione, il malessere di questa esistenza. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. E saluto tutti. Dunque, il denaro compra tutto, dicevi tu prima, no? Difatti basta pensare per esempio al caso del disastro del Vajont, e lì è stato solo il denaro in cui si sono ammassate 2000 persone, non solo, e si è anche ammassato la vita dei familiari, perché e chissà quanti soldi la SADE avrà quanti soldi si avrà distribuito a tutti gli organi, anche chi lo sa, ai ministeri o ai giudici, perché non venisse emessa nessuna sentenza di condanna? Ecco, questo è proprio il caso tipico del denaro che compra tutto. Grazie, arrivederci. In effetti, Livio, basta vedere il video che ha mandato sui social Trump, cosa vorrebbe fare a Gaza. Lui è un costruttore, e cosa fa un costruttore? Fa i grattacieli, fa le piscine, ci sono ancora i morti sotto, ci sono questi ostaggi e lui sta già pensando alla sua Gaza. Capisci Livio, che quello che ho detto è perché si sentono queste cose. Io sono nel volontariato, guardate, e con me tantissime persone, noi siamo inorriditi da quello che vediamo e quello che sentiamo, perché veramente se anche la politica facesse un passo indietro anche per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo, ma vi rendete conto che lo dico tutte le mattine che giriamo col commercialista e paghiamo per fare i volontari, ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Ecco, dove abbiamo messo veramente la toppa, specialmente nella pandemia, ma in qualsiasi momento che chiunque aveva bisogno noi c'eravamo, abbiamo rischiato anche nella pandemia, noi c'eravamo con i banchi alimentari, andavamo per le case, io sono stata aiutata anche con la Croce Rossa perché volevo la massima sicurezza e poi ci trattano in questa maniera, nel silenzio di tutta la politica, perché non ce n'è uno che sento una voce che dice no, così non può più andare, e capite bene che non siamo noi, ecco, noi siamo degli invisibili che serviamo solo al momento del bisogno, lo alzano il telefono e il volontario arriva. Non può funzionare così, perché noi ci ribelleremo, non può continuare così, che dobbiamo fare tutti quanti, ecco qua professoressa, gli stage sulla sicurezza, ma va bene, ma c'è chi li deve fare e chi non li deve fare, non è che tutti dobbiamo fare le stesse cose, e come dico sempre, siamo 350 associazioni, ma se poi troviamo l'anziano a caso o che chiama Sveglia Veneti perché non vede nessuno da mesi, pensi che farò sentire, professoressa, questa voce di questa donna che ha tentato per ben 2 volte il suicidio, che mi ha chiamato, e vi farò sentire questa telefonata. Ha detto: Mirella, nella carta ho 9 persone che mi seguono, ho tutto, 9. Nella realtà non ne ho neanche una, sono mesi e mesi che non vedo nessuno, sono senza da mangiare, non ho un centesimo, non ho niente, non mi arriva niente, nonostante io abbia diritto a diverse cose. Fammi una cortesia, portami una borsa, non ce la faccio più. Ieri professoressa, capisce
che nella carta ho 9 persone ma nella realtà non ho nessuno e l'unica persona alla quale ho fiducia è la Mirella perché si sta muovendo per me, sta chiamando a destra e manca ed è vero, è una cosa impossibile, io lo dico, ho il coraggio di dire, qui qualcuno si deve vergognare, questa ha di tutto e non ha nessuno. Professoressa, questi sono messaggi che arrivano anche ai ragazzi, capisce che questa persona potrebbe avere anche dei figli, potrebbe avere, e è sola, nonostante nella carta scritti nomi e cognomi, lei ha 9 persone che la devono seguire. Prego, professoressa. Sì, beh, questo è un dato, nel senso che torna a quello che dicevo prima, no? Qui probabilmente è una persona più anziana, se non parliamo di giovani, però ecco, diciamo, i deboli, quelli che non portano, famoso prima dicevamo, non portano il voto o comunque sono ormai ai margini, ecco, allora chi se ne importa, ecco. Certamente torna l'idea che deve essere fatto un patto, perché una cosa è quello che è scritto e una cosa è quello che si fa. Perché se io scrivo che ci sono tot persone, una deve andare un giorno, una deve andare un altro, eccetera, però abbiamo magari quelli che devono venire, hanno una popolazione da andare a visitare che è enorme, non ce la fanno, possono, le ore di lavoro sono quelle, no? Per cui è necessario mettere insieme più forze perché poi si possano raggiungere tutte queste persone che sono fragili, che sono deboli, che non hanno gli strumenti, come chi magari appunto lavora o ha diciamo è in età in cui è possibile dire la propria, magari anche protestando, e quindi insomma l'idea dei patti di comunità che servono sia ai ragazzi, quindi sia ai giovani, ma anche alle persone più fragili, parliamo di disabili oppure delle persone più anziane, sono fondamentali e ogni comune, ogni amministrazione dovrebbe mettersi in moto insieme con la scuola, insieme con anche le associazioni e le famiglie. E io, se devo essere sincera, cerchiamo di dirlo anche a livello parlamentare. Non è facile, alcuni ci ascoltano, poi bisogna sempre arrivare alle aule parlamentari dove le leggi vengono dibattute per mesi e mesi. Come si saluta, professoressa Bortoletto? Come messaggio vuole lasciare qui a Sveglia Veneti questa mattina? Allora, il messaggio è che i giovani vanno ascoltati. I giovani sicuramente avranno dei difetti come tutte le persone del mondo, vanno ascoltati, vanno resi responsabili mano a mano che crescono, ma anche i più piccoli. Si può partire dai più piccoli e gradualmente arrivare a dare loro responsabilità perché diventino cittadini che abbiano questa idea di Italia, di pace, di Europa, di mondo che insieme può crescere migliore. Questo credo sia fondamentale perché sennò, come dire, se ci abbattiamo anche noi, come dire, la partita è già persa in entrata. Grazie alla professoressa Paola Bortoletto. Sentiamo come ci saluta il dottor Sergio Tazzer. Ma io dico che i politici dicono che non ci sono risorse, no? Soprattutto per aiutare i più deboli che dovrebbero essere aiutati, però per il superfluo i soldi guarda caso si trovano sempre, questa è la prima cosa che intendo dire. E poi voglio concludere sperando che gli 80 anni di pace che abbiamo avuto proseguano ancora per tanti anni, però in questo momento dobbiamo essere pronti psicologicamente e anche con tutto il resto che consegue. Grazie anche al dottor Sergio Tazzer, giornalista, scrittore storico, di essere stato con noi. Pubblicità. Posso? E saluto la professoressa Franca Beccaria, collegata con noi da Torino, sociologa, preside istituti Beccaria, mondo giovanile naturalmente. Buongiorno professoressa, grazie di essere qui perché sono cose veramente importanti che dobbiamo capire tutti assieme. Saluto anche Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno, eccolo qua. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, e abbiamo anche Diotisalvi per gli imprenditori 2000 che ha fatto una mostra bellissima alla fiera di Godega Sant'Urbano
per far capire l'importanza della storia, di questa storia incredibile. Abbiamo avuto la giornata della memoria, poi la giornata del ricordo, questo ricordo delle foibe che molti ragazzi non conoscono. Io sono andata a vederla sabato, devo fare i complimenti per quanto dettagliata. Qui ha portato delle immagini ma non vediamo molto bene, ma spero che questa mostra giri per far capire la storia che molti non conoscono. Ho trovato molti ragazzi, 18enni, 16enni, 20enni, con i quali ho parlato che non conoscono la parola foibe, non sanno neppure cosa siano. Ma ho parlato anche con 30enni e anche loro di fronte alla parola foibe non sanno. Allora io chiederei proprio alla professoressa Franca Beccaria cos'è la storia, ecco, come la sentono questi ragazzi, conformi i genitori, conforme la scuola, conforme la società dove vivono. Prego, professoressa. Grazie per l'invito. Io non mi occupo di insegnamento e non mi occupo ovviamente di storia, quindi posso dare un po' la percezione che ho io rispetto al mondo giovanile in generale. Si tratta sicuramente di ragazzi che sono sottoposti a 1000 stimoli oggi, hanno una modalità di apprendimento che è sicuramente diversa del passato, di cui la scuola deve tener conto, i genitori e la società. Io penso sì che ciò che lei ha detto, che in molti ignorano non solo quel pezzo di storia ma molti altri pezzi della nostra storia, ed è una responsabilità sicuramente della scuola e ovviamente dei genitori che possono supportare e integrare quanto i ragazzi sanno. Penso che un ruolo però lo debbano avere le altre istituzioni. Qui citate questa mostra sulle foibe. Bene, io penso che le attività culturali di questo tipo debbano essere promosse dalle istituzioni e anche favorite dal punto di vista economico, cioè favorire gli ingressi gratuiti per i bambini e per i giovani, per i ragazzi, alle mostre, a tutti gli eventi culturali che riguardano la storia e non solo. In questo senso potremmo dare un grande contributo, aiutare la scuola. Dopodiché sappiamo che in un mondo così iperstimolato dall'informazione c'è il rischio che si viene a contatto con troppe informazioni e alla fine sono poche quelle che si riescono ad approfondire. Quindi bisogna trovare un buon bilancio tra un eccesso di informazione ma anche la capacità di sedimentare le informazioni. Mostre come queste che state facendo vedere ora consentono proprio ai bambini e ai ragazzi di entrare dentro la storia e di approfondire. Quindi sono iniziative ottime e che sicuramente aiutano i ragazzi di oggi, ma i ragazzi di oggi non sono né peggio né meglio, anzi secondo me sono per molti aspetti migliori delle generazioni precedenti, come ho già avuto occasione di dire. Sta a noi cercare di accompagnarli in una lettura più approfondita di ciò che è il nostro passato. Senza conoscere il passato difficilmente riusciamo a costruire un futuro degno di questo nome. Sa, professoressa Beccaria, la ringrazio per quello che ha detto, perché io questi giovani cerco di invitarli, cerco di averli in trasmissione. Non è così semplice, specialmente se studiano, perché devi trovare il dirigente più o meno sensibile, ecco, di dare questa disponibilità. Però quando sono qui vicino a me io trovo dei ragazzi meravigliosi, come ha detto lei, anche molto preparati, molti, però nella storia, ecco, ci sono delle lacune e quello che dicono è quello che dice lei: noi vorremmo sapere di più, vorremmo conoscere di più, ecco, perché io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, essere in quella scuola, e lo dico sempre, professoressa, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, sapere. Questo è un ruolo che deve fare la scuola, importante. La scuola deve partecipare, non essere a soggetto del dirigente o dell'istituto scolastico che deve capire, ecco, quale indirizzo far prendere. Io devo avere la fortuna di conoscere e di apprendere, perché è la mia formazione. Devo formarmi e devo formarmi anche capendo quella che è stata la mia storia. Ecco, io lo so che lei non insegna, ma lei si occupa del mondo giovanile,
Perché il bambino da piccolo inizia a chiedere perché? La prima parola che tu senti è perché, perché, perché? Perché è curioso, vuole capire, però il genitore ha troppa fretta e basta con questi perché, non ne posso più, basta, ho deciso così. E invece questo bambino deve apprendere, ecco il perché sì e il perché no. È là che cominciamo a vedere veramente che manca la famiglia, mancano i genitori perché lavorano, troppa fretta, sei piccolo, ecco ti do il cellulare, arrangiati, fai quello che vuoi, guarda quello che vuoi, oppure ti dico io cosa devi fare. Capisce che poi ci troviamo questi ragazzini che veramente stanno alzando l'asticella perché nessuno ha il coraggio di ascoltarli e capire cosa c'è dietro questa rabbia, che non è cattiveria, è rabbia a mio avviso, professoressa Beccaria, tanta rabbia gestita male. Prego. Allora, se posso integrare una cosa che lei ha detto che è molto importante, non vorrei che la responsabilità fosse troppo spostata sui genitori. Allora è vero che i genitori lavorano oggi, ma questo avviene in tutte le società occidentali, eppure sappiamo che in paesi nel nord Europa, pensiamo alla Finlandia che è un'eccellenza nel mondo scolastico, alla Danimarca, i genitori lavorano. Eppure gli orari di lavoro consentono ai genitori di prendere i figli a scuola non troppo tardi e quindi trascorrere con loro un tempo maggiore, anche un pochino più lento, non quel tempo di corsa che li prendi a scuola e li porti a fare 1000 attività. Inoltre a scuola si fanno anche i compiti, per cui i bambini arrivano a casa che non sono stressati da un carico di compiti. Quindi io credo che avremo molto da imparare in questo momento anche da come è organizzata la scuola in altri paesi. E in questo senso anche per alleggerire un po' il peso della famiglia. Io non mi sento di colpevolizzare così tanto i genitori di oggi, che sono veramente sovraccarichi. La colpa, se vogliamo usare questo termine, ma io userei più la responsabilità dei genitori di oggi, è quella di districarsi tra il voler aiutare i figli a crescere, ad avere degli obiettivi, ad avere anche delle aspirazioni, senza però caricarli troppo di ansia prestazionale. Quando lei diceva che i ragazzi hanno tanta rabbia, è vero, è assolutamente vero, ma da dove deriva questa rabbia? Deriva assolutamente dall'organizzazione sociale che abbiamo creato noi. Li sottoponiamo a delle pressioni, a delle richieste a cui non tutti i ragazzi riescono a rispondere, sia prestazioni a scuola, sia quelle extrascolastiche. Pensiamo al mondo sportivo che dovrebbe promuovere la salute e il benessere dei ragazzi, invece spesso complici tutti i genitori, gli allenatori e quant'altro, promuove un obiettivo prestazionale troppo elevato per questi ragazzi. Inoltre, ultimo punto, non sono ascoltati. Lei diceva li invita in trasmissione ed è difficile farli venire, ma le occasioni per esprimersi che hanno i ragazzi e soprattutto i giovani oggi sono molto poche. Comunque se le prendono. Guardate che noi spesso diciamo che i giovani non sono politicamente e socialmente impegnati, semplicemente stanno esprimendo un impegno politico e sociale diverso da quello delle generazioni precedenti. Quindi spesso noi li accusiamo di scarso impegno, di scarso interesse, semplicemente perché non vediamo le modalità nuove del loro impegno. Pensiamo a tutto l'impegno per l'ambiente, che è molto sentito da parte dei giovani e si esprime con modalità che forse non sono quelle tradizionali, non sono attraverso le associazioni tradizionali, non si esprimono attraverso i partiti tradizionali, eppure fanno sentire la loro voce con modalità che forse noi dovremmo quantomeno provare a comprendere. Molto chiara, la ringrazio professoressa Beccaria. Allora sentiamo anche di Otisalvi Perin come è andata questa mostra, chi è venuto a visitarla. Ecco, alla fine, perché si chiude oggi, mi sembra, no, si è chiusa ieri, mi sembra questa importante manifestazione. Prego di Otisalvi Perin. Allora, che dire, io mi sono trovato qua in un giro di qualche settimana di organizzare questa mostra importante grazie a Adriano Caminotto che mi ha restaurato una nave appunto di Strasburgo e da lì ho fatto delle ricerche, vado a Strasburgo e vedo il parlamentare
Stefano Cavedagna, che ha fatto una mostra colossale a Strasburgo. Qui non si sa niente, la stampa non scrive niente, sono successe delle polemiche sui giornali nazionali per alcuni oppositori appunto dell'ex Jugoslavia, se no non sapevi niente. Io praticamente in una settimana ho fatto una mostra strepitosa, voglio dire, per far conoscere la nostra storia. Qui i nostri professori dove sono, signori miei, dove sono? Purtroppo se non si conosce la storia non si può costruire un futuro migliore, signori miei, perché questo stiamo andando veramente alla deriva. Qui noi per comunicare sta roba, l'abbiamo mandato i comunicati stampa per tutti i giornali, e l'unico che ha scritto è stato il Piave. Signori miei, questo è, diciamo così, quindi guardatevi il Piave per cortesia, per capire che abbiamo fatto la mostra a Godega. Il resto non sa niente. Io faccio parte dei Cavalieri di San Giorgio di Vienna e il mio presidente eccetera è Massimiliano Lakota, che è un esponente anche degli esuli istriani eccetera, che si dà molto da fare per conoscere la storia, però sono stati soffocati finora tutte queste popolazioni qui per anni e anni, quindi la politica purtroppo di sinistra ha una grossa responsabilità, perché soffochiamo qualsiasi iniziativa storico-culturale, signori miei. Quindi le scuole dove sono? Qui questa mostra io l'ho disponibile, se volete, tutti i comuni possono farla per far conoscere la nostra storia, quindi io la do disponibile, uno basta che si stampi, la diamo anche noi la mostra, ma se si vuole si stampa e si fanno dappertutto e si fanno conoscere questo terrorismo, queste cose che sono state fatte. Abbiamo tutta questa serie di pannelli, basta un po' di buona volontà, voglio dire. Allora, sentiamo anche il presidente Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno. Forse la storia può essere portata anche negli alberghi, avete ecco, questi importanti alberghi che abbiamo, dove arrivano tanti turisti, tante persone, adesso poi con queste Olimpiadi chi ne ha più ne metta, così si spera, almeno così si dice, perché fanno dei numeri, non so come fanno a fare tanti numeri, ma noi ci crediamo, siamo ottimisti, visto cosa è costato. Ecco, com'è la situazione, anche questo turista, magari intrigarlo di più anche con la storia, con la nostra storia, prego. Buongiorno a tutti, faccio una premessa, io alle 11 devo lasciarvi perché ho un'altra riunione. Prego. No, qui la storia è molto utilizzata dal punto di vista turistico, mi spiego meglio. Nella zona del Passo Falzario e Cordilana, zona dove vivo io, quindi che la vedo con mano, in questi ultimi decenni abbiamo avuto un notevole recupero di tutte quelle che erano le principali zone di guerra della Prima Guerra Mondiale e che hanno dettato un fortissimo interesse da parte del turista, sia italiano che straniero. Abbiamo tutta una serie di musei, sia al chiuso che a cielo aperto. Di tutta l'area, quindi specialmente di Passo Falzario, Cordilana, Marmolada, quelle zone lì. Ed è uno, specialmente durante la stagione estiva, è uno degli elementi di maggiore interesse del turista medio. È importante quello che ha detto il presidente De Cassan, perché forse vediamo delle volte il turista che è più interessato anche di noi stessi. Ecco, noi che abbiamo la storia due passi da casa, ma non sappiamo neppure cosa c'è, anche perché non abbiamo una segnaletica adeguata. Anche qua sarebbe molto da discutere, perché se siamo diventati così grandi e forti è merito anche di quelle persone che sono morte per la patria e che nessuno si ricorda, anche molte donne, pochi nomi di donne ad esempio. Ecco, professoressa Beccaria, perché le donne nella storia, eppure sono state tante, hanno fatto veramente tanto, sono così poco segnalate? Non abbiamo molti nomi e cognomi, mentre degli uomini ne abbiamo tantissimi. Ma perché questa figura femminile, che io ricordo, hanno detto l'Italia non ha mai fatto una rivoluzione? No, noi abbiamo avuto le mondine che hanno fatto la prima rivoluzione e forse dobbiamo ricordarle anche di più, ed erano tutte donne che non avevano paura di veramente avere questo rapporto anche molto difficile con questo uomo maschilista terribile. Prego, professoressa. Ma credo che la risposta sia molto semplice. La storia fino a pochi anni fa l'hanno scritta gli uomini
E quindi direi che questa è sostanzialmente la ragione. L'hanno scritta gli uomini poi avevano le posizioni, no, di potere anche. Pensate appunto anche a tutta la resistenza, no, dove le donne hanno avuto un ruolo importantissimo nel fare le staffette. Eppure la resistenza è sempre stata raccontata al maschile, poi piano piano sono emerse le figure delle donne. L'Italia è uno dei paesi europei che ha dato il voto alle donne più tardi rispetto ad altri, quindi se pensiamo noi donne veramente siamo entrati nel mondo della politica, della cultura solo da alcuni decenni, non li possiamo contare. Quindi mi sembra abbastanza normale che sia così, cioè non è giustificabile, ma la spiegazione è che la storia è stata scritta dagli uomini. Direi che poi c'è stato un buon recupero, ovviamente la donna soprattutto dagli anni 60-70 è entrata in maniera massiccia nei ruoli anche decisionali della società e ha cominciato a lasciare segni, certamente ancora minoritari come dice lei, ma sono abbastanza recenti anche le polemiche sulla titolazione delle strade, no? Che vedono poche donne presenti, pochi nomi di donne e piano piano si sta recuperando. Certamente questo è un testimone che noi passiamo alle nuove generazioni che sono molto più attente. Io penso che nell'arco di pochi anni avremmo anche nella storia, nella rilettura della storia, perché la storia, guardate, a me capita di parlare con colleghi universitari storici ed è in continua evoluzione, in continua riscrittura, perché si fanno nuove scoperte, perché si leggono i fatti d'angolazione diverse e quindi io credo che ci sarà una lettura più femminile anche della storia. Lei ha citato l'esempio delle Mondine, ma quante altre esempi di donne che hanno contribuito a ridurre questo ruolo dell'uomo dominante nella società? È vero, professoressa, però è anche vero, e non so lei come vorrà spiegare questa figura femminile nel 2025, ecco, così colpevolizzata. Pensiamo ai femminicidi, cosa sta succedendo in questo uomo che non ha più età perché può avere 16 anni e può averne 70, ecco, questa rabbia verso questa figura che magari non ha nessuna colpa, non ha fatto niente di così grave, con una violenza inaudita. Ecco, come giustifica lei, cosa dice a questo mondo femminile che è sempre di più con le spalle al muro perché non sa come difendersi, perché chi pensa mai che il tuo fidanzato, il tuo marito, il tuo compagno di tanti anni può arrivare a tanto? Ed ecco che dai l'ultima sempre possibilità, apri la porta, sali in macchina, perché veramente non ti rendi conto della ferocia che può essere nascosta in maniera anche molto subdola, questa maschera che riescono a mettersi. Come vede questo mondo femminile giovane rispetto a questi fatti? Prego, professoressa. Beh sì, è un quadro terribile questo della violenza sulle donne e soprattutto su donne che magari hanno già segnalato anche episodi di violenza e che poi si trovano incastrati in una relazione che è tossica. Come la vedo? È complesso perché io penso che l'uomo sia in grande difficoltà, il maschio oggi sia in grande difficoltà. La donna ha elaborato un nuovo ruolo, ha avuto una capacità anche di condivisione con le altre donne della sua emancipazione e questo è andato in qualche modo un po' a discapito dell'uomo, del maschio, che si è trovato in qualche modo ridimensionato rispetto al ruolo che ha interiorizzato a livello culturale. Quindi è un movimento che noi dobbiamo fare grandissimo di cambio culturale nel crescere le nuove generazioni
Questo è fondamentale, cioè soprattutto non solo le ragazze, non solo le donne, che devono essere accompagnate in questa autonomia, ma io sento le ragazze più forti, più solide, mentre chi è più debole oggi è il ragazzo, paradossalmente, è il maschio, e che va aiutato da ragazzo, da bambino, a riconoscere la donna come un altro soggetto a livello paritario. Questo è un ruolo educativo fondamentale, ma se ci spostiamo invece sull'adulto, uomo-donna, qui la situazione è più complessa, nel senso che dobbiamo dare supporto alle donne perché possano veramente riuscire a chiedere aiuto a riconoscere le situazioni di pericolo, a non rimanere nelle relazioni tossiche, perché le relazioni tossiche danno dei segnali e le donne sanno coglierle, li possono cogliere, ma li negano, c'è una negazione, perché si spera sempre che quel compagno, che il papà dei propri figli, che forse poi è l'ultima volta. Ecco, non sarà l'ultima volta. Nel momento in cui c'è una violenza bisogna chiedere aiuto assolutamente. Quindi sono proprio piani diversi. Uno è quello educativo, su cui dobbiamo fare tantissimo, e l'altro però è quello del qui e ora di chi si trova in situazioni di pericolo. E in questo senso, ultima osservazione, dobbiamo supportare gli uomini, perché evidentemente l'uomo deve riuscire a rielaborare il suo ruolo nella coppia, nella relazione di coppia, che non è più il ruolo che lui ha interiorizzato in secoli di storia. È cambiato rapidamente e questo uomo va accompagnato in qualche modo a prendere coscienza che la donna è un soggetto libero di scegliere. Professoressa Beccaria, sabato sarà l'8 marzo questa festa della donna, chiama la festa. Ecco, soprattutto lei cosa vorrebbe per un 8 marzo, per far capire, ecco, che messaggio vorrebbe che ci fosse dato l'8 marzo proprio per riuscire a capire l'importanza di questa figura femminile che piano a piano, però come dice lei, sta salendo la scala, sempre più donne nelle sale chirurgiche. Io veramente con l'ammirazione dei colleghi che dicono bravissime, sono meglio di noi, sono organizzati più di noi, celebrità che dicono questo della donna, fa ben sperare almeno. Prego professoressa, questo 8 marzo sabato. Allora, penso che anche questo forse vada un po' abbandonato. Io credo che noi donne per molti aspetti siamo meglio degli uomini, ma non è questo il messaggio che io vorrei dare, nel senso che a me piacerebbe che fossimo in grado di riconoscerci reciprocamente come degli individui, prima di essere uomo e prima di essere donna. Siamo delle persone, degli individui, alcuni più bravi, altri meno bravi, con delle competenze diverse, ma che dobbiamo avere la libertà di esprimere la nostra vita così come la desideriamo. Quindi come donne, con uomini con cui abbiamo una relazione paritaria, nel posto di lavoro riconosciute per le nostre competenze, non in quanto donne, in quanto uomini, però laddove abbiamo le nostre competenze, queste devono essere riconosciute al pari di quelle degli uomini. Quindi per me è un riconoscimento dell'individuo e della donna come individuo autonomo e capace di scegliere. Questo per me è fondamentale, il mio grande desiderio. Sono d'accordo con lei, parlare più di persone, non di sesso maschile o femminile, ma di persone che devono fare squadra e capire, ecco, dove andare assieme, dove andare a parare assieme per un mondo migliore anche per questi ragazzi poveretti che veramente forse ci siamo dimenticati come deve girare per loro il registro. Allora, Presidente De Cassan, questa figura femminile negli alberghi, il rispetto del lavoro, il rispetto di questa figura femminile, com'è la situazione? Ecco, e sono molte le giovani che cercano di trovare anche un lavoro oppure più figure maschili. Com'è la situazione? Perché si dice sempre, ecco, mancano, non troviamo personale perché non so, fra poco arriveranno tutti questi turisti. Ecco, come vede la situazione, Presidente De Cassan? La situazione non è male rispetto a un paio d'anni fa, ma nell'albergo, come lavoratori e lavoratrici in albergo, c'è sempre stata una forte presenza di figure femminili all'interno degli alberghi. Pensiamo per esempio che
Qui per tradizione, attenzione, perché vai nei paesi arabi, sono tutti uomini, che anche il personale delle camere sono uomini, però per tradizione in Italia e nel mondo occidentale il cosiddetto lavoro ai piani è prettamente un lavoro femminile, però abbiamo una notevole presenza di donne lavoratrici e molto brave, molto in gamba anche all'interno del settore alberghiero. E questo fa ben sperare, dice lei. Ma come stipendi, com'è la situazione? C'è un adeguato contributo a questo lavoro? Perché bisogna anche capire com'è, perché si sentono tante cose. Io vorrei sentire da lei, che è una persona anche che dice quello che è, fortunatamente, che sa che a me piace la verità. Ecco, come sono questi stipendi? Sì, voglio il cameriere, ma devi sapere minimo 2 o 3 lingue, devi capire, devi gestirti, prego. Ma gli stipendi, diciamo che nel settore alberghiero, adesso che abbiamo avuto finalmente con l'anno scorso il rinnovo del contratto, sono diciamo adeguati alle mansioni cui ognuno è. Ma è compreso vitto alloggio o se lo devono pagare De Cassan? Ma spesso il vitto alloggio nelle zone prettamente turistiche e stagionali, molto spesso il vitto alloggio è dato dalla proprietà dell'albergo. Il problema è un po' più complesso normalmente nelle città o dove l'attività è aperta tutto l'anno, allora lì spesso gli alberghi non danno vitto alloggio, ma questa non è una generalizzazione, sia ben chiaro, però nelle strutture stagionali molto spesso l'albergo dà vitto alloggio ai propri dipendenti. Molto spesso, speriamo che si continui così, perché veramente sennò la situazione diventa veramente problematica. Mentre vorrei chiedere a questo imprenditore che sta cercando invece di investire anche su quella che è la storia del passato, la figura femminile, che invece nel giorno del ricordo noi vediamo questa Norma Cossetto, come vediamo dalle immagini, che rappresenta tante donne che non ci sono più, ma soprattutto questa figura femminile che emerge solo perché figlia di, ecco, viene gettata nelle foibe, lei con tantissime altre persone. Poi parliamo di persone. Cos'è la storia di questa donna e di queste donne? Prego, Perin. È una storia importantissima, quindi anche nelle nostre famiglie venete, eccetera, la famiglia è formata dalla donna, l'uomo e i figli, e questa è la famiglia. Il discorso oggi si è perso molto sulla cristianità, quindi era un punto fondamentale portare questa cosa qua, quindi di crederci a qualcosa, mentre qui oggi cosa vuoi? C'è tanta ipocrisia e quant'altro, quindi sì, prima parlavate le donne eccetera hanno problemi, ma voi vedete come si inizia i matrimoni, iniziano le cause legali, quindi stiamo vedendo proprio una disgregazione della famiglia, quindi parlare su questo argomento bisogna dire solo che bisogna incentivare le scuole, quindi portare dai bambini alla scuola, quindi il discorso della cristianità, che ho detto oggi mancano la figura del cappellano, del parroco, non c'è più, fa tutto disperso, quindi se non iniziamo all'inizio di capire com'è la storia, come ho detto prima, non si può costruire un futuro migliore se non si costruisce la storia. Ecco, parte tutto da là, signori miei. Allora, tu sei anche uno dei più grandi imprenditori, non solo nel Veneto ma anche in Italia, ma soprattutto vorrei capire com'è questa figura femminile all'interno della tua attività, perché stiamo parlando di un lavoro anche molto importante. Prego, Perin. Oddio, sì, le attività vanno gestite con sapienza. Io nella mia azienda ho i figli Simone e Davide che collaborano. Adesso abbiamo un progetto importante da fare questa attività vicino all'Electrolux a Susegana. Dobbiamo fare un stabilimento nuovo da circa 18.000 metri quadri, una cantina e un museo. Qui arriveranno più o meno a essere impiegate circa un centinaio di persone nelle maestranze, e quindi si sviluppa l'azienda che deve
mettere in piedi tutto un organismo che deve portare avanti sia che renda l'attività per poter andare avanti, per dopo dedicare delle risorse come faccio io nella cultura. Ecco, questo è un po' il discorso. Non è che io posso pensare che qui faccio il museo e con l'ingresso del museo possa mantenere tutto l'organismo. Ecco, questo bisogna cercare di saper gestire un'azienda, quindi come tanti veneti qui vediamo che le cose funzionano, quindi finché non succedano problemi come stiamo vedendo, qui abbiamo insomma le guerre alle porte qui dell'Europa, quindi signori miei dobbiamo avere molta attenzione. Noi forniamo gruppi elettrogeni sia in questi paesi di guerra, ma andiamo lì a vedere la distruzione quant'è. Come si fa? E si ritorna a questo discorso qui dell'ex Jugoslavia, signori miei, questo è. Quindi avere molta attenzione, quindi io l'invito che do ai comuni: collaboriamo per fare queste mostre, facciamo conoscere la nostra storia, noi la faremo conoscere qui nel museo privato che realizzeremo appunto a Susegana, quindi grazie all'amministrazione comunale susegana che collabora con noi. Spero a breve di partire col progetto e qui potremo fare tantissime cose. L'avvocato appunto Bruno Barel ha detto, ha visto il materiale eccetera, ha detto tu puoi realizzare il più bel museo d'Europa, ecco, col materiale che ho, ecco, per dire questo mi dà grande soddisfazione e sono qui pronto a partire, quindi. Allora adesso andiamo a vedere anche questa locandina evento che ha portato la professoressa Franca Beccaria per far capire che molte persone si stanno veramente rimboccando le maniche per far capire l'importanza anche di parlare, di essere ascoltati e di mandare dei messaggi molto importanti. Prego, professoressa Beccaria. Ma quando ieri mi avete chiesto se avevo del materiale, mi è venuto in mente questo evento che abbiamo organizzato a Torino per il 7 di aprile, che è l'evento finale di un progetto di promozione della salute, un progetto che è andato avanti per 18 mesi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e che noi abbiamo realizzato insieme alla Città Metropolitana di Torino, insieme all'Ospedale Regina Margherita e a una scuola torinese, che aveva come obiettivo quello di sostenere ragazzi in situazioni di fragilità psicologica e quindi già in carico ai servizi della neuropsichiatria infantile, che però sono inseriti a scuola e sono ad altissimo rischio di dispersione scolastica. Sono ragazzi che magari hanno tentato il suicidio, sono ragazzi che hanno delle tendenze al ritiro sociale, sono ragazzi che hanno un disagio psicologico già molto forte e quindi si è realizzata un'attività di supporto agli insegnanti per aiutarli a gestire, a riconoscere, a gestire meglio le situazioni in maniera che questi ragazzi possano rimanere a scuola, perché la scuola, laddove c'è un problema, deve essere un problema di tipo psicologico o familiare, è il principale soggetto che può fare da contenitore al disagio. È importante che i ragazzi rimangano a scuola, anche laddove quando hanno dei problemi. Quindi un altro aspetto di questo progetto è stato la realizzazione di un gioco chiamato appunto Mezzo Pieno, progettato insieme ai ragazzi, insieme agli insegnanti, insieme agli operatori, che ha come obiettivo quello di aiutare a sviluppare un atteggiamento antifragile dei ragazzi, cioè a riconoscere nella fragilità umana, negli eventi di difficoltà della vita, anche delle opportunità di crescita. E quindi ci sono poi degli operatori esperti in questo senso che formano insegnanti e altri operatori per diffondere e utilizzare questa attività didattica nelle scuole. Molto importante. Abbiamo Adriano da Vedelano, poi controlliamo, professoressa, se non mi cade la linea. Vai Adriano. Salute a te Mirella e ai tuoi ospiti. Prego, ciao. Prima di tutto vorrei ringraziare il signor Perin per quella mostra che in questi giorni è stata esposta alla Fiera Internazionale di Godega Sant'Urbano sugli esuli dalmati e foibe. La mostra non parla, zittisce, ma ti fa entrare nel più profondo dei nostri sentimenti. Dobbiamo riflettere a fondo. Poi, se mi concedete 20 secondi, vorrei anche
dare una testimonianza di mio padre e sulla mia famiglia di quel periodo. Lui ha fatto 5 anni di guerra, era l'8 settembre del 43 ed era sul fronte slavo. A differenza di altri, lui e 5 commilitoni sono scappati, hanno disertato. Per 15 giorni e 15 notti sono venuti a casa a piedi, di giorno si nascondevano nei boschi e di notte camminavano. Finalmente, dopo 15 giorni, hanno attraversato il Piave. Però quei commilitoni che come lui sono rimasti lì sul fronte slavo non sono più tornati, perché aspettavano che andassero a prenderli. Ora io sono qui con voi, assieme a mia madre di 97 anni, a testimoniare. Se mio padre avesse fatto diversamente, anch'io forse sarei stato un uomo mai nato. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te Adriano di questa toccante telefonata. Presidente De Cassan, lei ha detto questi percorsi che i turisti amano vedere, vogliono conoscere, forse non c'è abbastanza anche informazione, anche qui i sindaci dovrebbero fare più squadra e investire anche su questi percorsi, perché sono percorsi di storia. Com'è la situazione da voi? Prego Presidente De Cassan. No, come dicevo prima, specialmente in questa zona, nella parte alta della provincia di Belluno, c'è stato questo importantissimo progetto di recupero di tutte le trincee e le postazioni della Prima Guerra Mondiale nel corso degli ultimi 2 decenni, con veramente una riscoperta dei luoghi e delle scene, chiamiamole, dello scenario della Prima Guerra Mondiale, e la promozione viene fatta e, come ho già detto prima, c'è molto interesse, specialmente durante l'estate, da parte del... No, glielo faccio ripetere, Presidente Del Cassan, perché purtroppo non è sempre così, non mi sembra che nel nostro territorio sia così. Perin, come noi abbiamo visto il percorso che lei ha fatto vedere sul video, non c'è abbastanza segnaletica, informazione, prego. Ma guarda, quindi lassù, naturalmente il scenario parla da sé, dolomitico, quindi uno fa la passeggiata, quindi resti affascinato, abbiamo le montagne più belle del mondo, insomma, diciamo, lassù, e quindi fare la passeggiata, se dopo vedi anche queste trincee, però anche lì la storia non è raccontata esattamente come deve essere fatta. Io sono presidente del Museo del Piave, Grande Guerra, quindi ho preso la presidenza quando è venuto a mancare il mio amico appunto colognese, e quindi Vincenzo, quindi che si è dedicato una vita per realizzare il Museo del Piave in Sinistra Piave, perché le cose sono un po' diverse tra la sinistra Piave e la destra Piave, quindi sinistra Piave siamo a Austria, ecco, possiamo dire il discorso. Quindi la storia dobbiamo conoscerla tutta, voglio dire, io ho fatto gemellaggio con Budapest, con Vienna, ho portato una barca perché qua i nostri tanta ipocrisia l'ha buttata sul ferro vecchio, io a casa nel mio stabilimento dei materiali da Grande Guerra che devono essere visti in museo, segnalate alla sovrintendenza eccetera, non hanno spazio, sono lì in mezzo ai gruppi elettrogeni, ma è possibile sta roba? Ma scusatemi, com'è possibile avere un museo così? Noi il museo del Piave ha realizzato l'aereo di Francesco Baracca, abbiamo volato 5 anni, adesso l'abbiamo portato lì, con Giancarlo Zanardo abbiamo fatto un'altra coppia, lui ha fatto il bombardiere anche CA4, però siamo lì soli in questo museo, diciamo, non c'è promozione, poco si dice promozione da sua, in alta montagna, come ho detto prima, le montagne parlano da sole, la gente viene per vedere le montagne. Ma però qui che siamo un po' più in giù, il primo paese, Quero Vassi, in provincia di Belluno,
adesso il museo, per esempio, periodo invernale è chiuso. Il Piave Mormorò non passa lo straniero, non però... abbiamo collaborazione da istituzioni, eccetera. Siamo lì, volontari, che ci diamo da fare per questa cosa, ma non è giusto che continui così. Quello è un museo istituzionale. Io il museo che voglio fare una cosa più attiva e reale, perché purtroppo hai le mani legate con le istituzioni. Questo è, signori miei, il discorso. Professoressa Beccaria, il mondo giovane è interessato da questa storia? Secondo lei può essere coinvolto questo museo che Dio ti salvi Perin cercherà di fare per conservare la storia, per far vedere quello che era la storia? Questi pezzi belli si possono interessare, secondo lei, il mondo giovanile? Io penso che la storia può interessare, io non so come è costruito questo museo e quindi non mi posso esprimere nel merito, ma più in generale io credo che la storia sia importantissima per aiutare i ragazzi a non ripetere gli errori che sono stati fatti nella storia. E storia in particolare nostra, che può essere appunto quella delle foibe, quella della resistenza, deve essere un'occasione per riflettere sulle diversità e su come le diversità di gruppi etnici, di paesi debbano portarci all'accettazione dell'altro, alla convivenza. Sono quasi pregiudizi che vengono poi inculcati dall'alto, perché poi quando le persone si conoscono davvero, si conoscono e si apprezzano come individui, come persone, al di là delle appartenenze di nazioni, alle appartenenze etniche. Quindi la storia può avere un grande ruolo in questo senso e ovviamente dipende come si costruiscono poi queste occasioni, devono avere anche delle metodologie, delle didattiche che devono essere interattive, devono essere coinvolgenti, adatte a quelle che sono le modalità di apprendimento delle nuove generazioni. Sì, beh, abbiamo anche degli storici molto importanti, la competenza non ci manca di sicuro, soprattutto per far spiegare l'importanza di quello che si vede e della storia che è stata. E allora andiamo adesso in montagna, andiamo a vedere invece benessere, montagna e psicologi. Andiamo a Belluno. Spopolamento, invecchiamento di suoi abitanti e denatalità sono questioni oramai annose che affliggono il bellunese, un territorio che fatica al pari delle altre realtà montane a trattenere e a far crescere la popolazione. L'impatto psicologico per chi resta offre una doppia lettura, ma è sui bisogni che è necessario insistere e sulle risposte che non ci si può più permettere di eludere. Chi rimane positivamente collegato alle proprie radici e al contempo sente un senso di a volte disperazione, difficoltà o mancanza di generatività nel portare avanti generazione dopo generazione lo sviluppo del territorio. È Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, a parlare di una montagna che porta con sé molte opportunità ma anche molte complessità di bisogni psicosociali e territoriali. A Villa Patta di Sedico in 2 giornate il focus sulla costruzione del benessere psicologico degli abitanti della montagna. Solitudine, sentimento di estraneazione, depressione, il tempo passato in auto per gli spostamenti sono comportamenti comuni nelle aree montane, nelle quali però è presente la percezione del supporto psicologico, di non essere soli, di poter contare su una rete di sostegno. Abbiamo deciso per la prima volta di rivolgerci a tutte le persone che si prendono cura del territorio, quindi gli amministratori, ma anche i rappresentanti di categoria, sindacati, come anche gli psicologi e i medici che si prendono cura delle persone, introducendo degli elementi importantissimi che vedono intimamente legata la persona al suo ambiente. La correlazione tra spopolamento e benessere della mente è emersa chiaramente nel doppio appuntamento durante il quale sono stati presentati progetti e studi in corso. Per 3 anni abbiamo lavorato con istituti delle scuole superiori cercando di promuovere il senso di identità dei ragazzi rispetto al luogo in cui vivono e anche di promuovere l'attaccamento con la natura, di migliorare attraverso anche queste esperienze in natura il loro benessere. Un centinaio gli studenti coinvolti nelle attività in natura, sfalcio dei prati, alpeggio, osservazione dei lavori tradizionali. Un altro studio è in corso in Cadore ed è curato dall'Università di Verona per acquisire dati sull'efficacia del bagno nella foresta, una immersione nella natura che potrebbe avere effetti benefici sulle persone che lavorano, ma anche fuori dal contesto professionale.
Allora, Presidente De Cassan, ha sentito con la psicologa che ha detto che dobbiamo coinvolgere le associazioni di categoria, ecco, ci sono troppi ragazzi che lasciano, troppi suicidi, ecco, noi vediamo anche i due lati, ecco, questa Milano-Cortina e poi questo servizio. Prego De Cassan e poi ci saluta perché so che lei deve lasciarci, prego. Sì. All'inizio del terzo millennio purtroppo vivere in montagna diventa sempre più complesso, più difficile perché vedi che spesso certi obiettivi sono molto più difficili da raggiungere rispetto a chi... Sarà anche a Milano Cortina, ma abbiamo una connessione De Cassan di quelle che te la raccomando, si sente malissimo, prego, prego. Meglio adesso? Sì, meglio adesso. Ah, scusate. Qua su abbiamo le linee un po' ballerine ogni tanto. Sì, appunto. Quanto lavoro c'è da fare? Come ci saluta De Cassan? Ma vi saluto con una bellissima giornata di sole, quasi primaverile quest'oggi, e in attesa del grande evento delle Olimpiadi del 2026. Scusate se devo essere un po' veloce quest'oggi, ma ho un'altra riunione a momenti. Tranquillo, grazie tranquillo. A voi, arrivederci. Grazie Presidente De Cassan di Federalberghi di Belluno. Andiamo a vedere invece questi dati bullismo veneto. Andiamo a sentire, poi li commentiamo con la professoressa Beccaria. L'hanno minacciato di consegnarle la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Che si picchino, ormai è diventata routine, una cosa che fa fighi, se possiamo dire così, ma che non ti porta a niente. Mi tolgono come la voglia di uscire perché non mi sento appunto sicura. Le voci dei ragazzi davanti alle scuole, alla fermata del bus, in stazione. Aver assistito a essere stati vittima dei bulli è un refrain ed è uno dei timori principali dei ragazzi. Non devono quindi stupire, anche se sconcertano i dati del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto e resi noti in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. 17.000 le persone alle quali è stato chiesto quale fosse il problema che sentivano maggiormente. Il sindacato pensava al lavoro, alla scuola, all'incertezza del futuro, invece no. Per molti, soprattutto ragazzi, la preoccupazione principale è la sicurezza legata ad episodi di bullismo, come ammesso da oltre il 35% dei giovani trevigiani. Numeri da paura. Quando abbiamo parlato con loro, vivono una situazione in loro drammatica. Questo si accentua di più nelle città di Treviso e di Verona. Questi ragazzi ci raccontano che dicono che non riescono a prendere l'autobus e non danno i soldi alle persone, ragazzi che se non pagano la pizzetta le cose gli vengono bullizzati e bullizzati nella maniera più brutta. Situazioni pesanti quelle raccolte dalla UIL, che sta preparando un evento per affrontare il problema. È preoccupante il fatto che spesso i giovani vittime dei bulli non trovano il coraggio di raccontare in famiglia o a scuola quanto subito. Molti di loro ci hanno raccontato che dicono ai genitori che non gli piace la scuola che fanno e cambiano scuola, ma non è la verità. La verità è che quella scuola gli sarebbe piaciuta, sarebbe stato il loro sogno. Invece, con la scusa del bullismo, col problema del bullismo, dicono che vogliono cambiare scuola. O ragazzi che non escono di casa perché hanno paura che in giro succeda qualcosa. Sicurezza cibernetica da affrontare insieme agli studenti. Rischi e pericoli per i minori che possono annidarsi nei meandri della rete da un uso improprio di internet o dei social network. Con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani su questi temi e prevenire episodi di violenza, vessazioni, diffamazione, molestie online, la campagna educativa itinerante in tutta Italia, Una vita da social, promossa dalla Polizia di Stato, fa tappa a Vicenza. Raggiungere i giovani e renderli consapevoli di quelle che possono essere le insidie che possono incontrare nella navigazione nel web, insidie che possono andare o dal bullismo o cyberbullismo, le sextortion, gli adescamenti online. Ecco che noi tramite questa iniziativa cerchiamo di dare degli strumenti, delle forme di difesa appunto a questi ragazzi per lo più minorenni,
proprio per affrontare, diciamo, con più serenità e con l'aiuto anche degli adulti di riferimento, delle agenzie di riferimento, la navigazione sul web. Gli operatori della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica, insieme a personale del servizio Polizia Stradale, a bordo di un truck allestito con tecnologie di ultima generazione, hanno incontrato i ragazzi per parlare dei temi della sicurezza online, con un linguaggio semplice, segnalandone non solo le implicazioni di carattere giuridico, ma anche gli effetti che possono avere sulla vita dei giovani, puntando soprattutto sulla presa di coscienza e consapevolezza nel riconoscerne i rischi. Facciamo l'esempio del cyberbullismo, il dato Veneto è in linea con quello nazionale, abbiamo riscontrato un aumento del 10-12% della casistica. Questo riteniamo sia un effetto positivo proprio di questo tipo di attività, appunto di informazione, che permette non solo il riconoscimento degli episodi di cyberbullismo ma anche la loro emersione. Ecco che appunto questo dato in aumento ci fa pensare che questa attività appunto di divulgazione di quelli che sono i pericoli porti anche all'emersione di nuovi casi e quindi a un aumento statistico dei casi trattati. Professoressa Beccaria, come commenta questi due servizi molto chiari che abbiamo visto, le parole che abbiamo sentito? Prego. Allora, parto proprio dalle ultime parole del poliziotto, credo forse della polizia, che mi sembrano veramente molto importanti e ci aiutano a leggere il fenomeno. Quando parliamo di aumento, per esempio, del cyberbullismo, dobbiamo stare attenti e cercare di capire se sono aumentati gli episodi o se è aumentata l'emersione del fenomeno, come giustamente a mio avviso è stato interpretato nell'intervista, nel senso che ormai da alcuni anni si fanno iniziative ad ampio raggio come quella della Polizia di Stato, piuttosto iniziative nelle scuole che aiutano proprio i ragazzi stessi a riconoscere di essere vittima o potenziali vittime di cyberbullismo o di bullismo e quindi a far emergere questo problema. Quindi non confondiamo, quando guardiamo i dati, l'emersione del problema con l'aumento del problema. Dal mio punto di vista è importante iniziare a lavorare con i bambini sul tema del diciamo non solo del cyberbullismo, ma dell'uso della rete, dei pericoli e delle potenzialità della rete, cioè far crescere la consapevolezza dei bambini che la rete è uno strumento utilissimo, meraviglioso, ma che può avere delle insidie. E ci sono ormai dei programmi, noi ne stiamo portando avanti uno in tutta Italia e abbiamo formato operatori in Veneto. Il nome di questo programma è Rete Senza Fili, che è finalizzato a formare gli insegnanti delle scuole primarie, quindi della scuola elementare, affinché attraverso attività ludiche, giochi, introducano i bambini alla consapevolezza dei rischi anche sulla rete. Quindi da questo punto di vista credo che molto si sta facendo in Italia, molto si può fare ovviamente, ma la direzione credo sia quella giusta. Certamente la rete può essere un pericolo, ma non possiamo neanche proibirne l'accesso, quindi dobbiamo aiutare bambini e ragazzi ad usarla in maniera consapevole. Il tema del bullismo, così come è stato raccontato dal servizio, è certamente un tema importante. Anche qua bisogna lavorare su due fronti. Uno, sul fronte di chi mette in atto azioni di bullismo, che va ovviamente fermato, individuato, anche qua cercando di comprendere quali sono le ragioni. Ci sono situazioni che sono legate a un degrado da cui provengono questi ragazzi, degrado familiare, economico, sociale, ma anche altre situazioni in cui gli atti di bullismo vengono messi in atto da ragazzi che provengono da contesti sociali assolutamente normali o anche da famiglie benestanti. Quindi occorre aiutare questi ragazzi che mettono in atto questi atti per comprendere le ragioni e in qualche modo venire fuori da questo problema. Dall'altra parte dobbiamo dare ai ragazzi vittime o potenziali vittime di bullismo degli strumenti per far crescere quelle che sono le loro competenze di vita per affrontare le situazioni. E
sostanzialmente dar loro la capacità di raccontarsi ai genitori, agli insegnanti, agli amici, perché queste situazioni vanno denunciate, non possono solo emergere in un questionario, dobbiamo dare ai ragazzi la possibilità di parlarne. In questo senso in molte realtà ci sono anche dei centri ascolto che vengono attivati nelle scuole o in centri di aggregazione, dove i ragazzi possono trovare in maniera anonima degli adulti con cui confrontarsi e a cui chiedere eventualmente aiuto. Come ci saluta, professoressa? Che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Prego. Io lascio un messaggio proprio relativo ai giovani e ai ragazzi. Cerchiamo di vedere tutta la positività che hanno questi ragazzi, ce n'è tantissima e il nostro compito è quello di valorizzarla. E non solo di far vedere quelli che sono i tratti negativi o di problematica che ci sono, ma a mio avviso, e non solo a mio avviso, prevale la positività e quindi cerchiamo di valorizzare e dar loro gli spazi per esprimerla. Grazie, grazie alla professoressa Franca Beccaria, collegata con noi da Torino, sociologa, presidente Istituto Beccaria e si occupa specialmente del mondo giovanile. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a lei per Dio ti salvi per rimane con noi, pubblicità. Le foibe spiegate ai ragazzi. Dice quasi tutto già nel titolo il libro di Greta Schlaunich, giornalista del Corriere della Sera, nata e cresciuta a Villesse in provincia di Gorizia, un volume realizzato con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che, partito da una spinta di ricostruzione personale delle proprie origini, ha spinto l'autrice a raccontare in modo il più possibile semplice e divulgativo le vicende di chi il dramma delle foibe e dell'esodo lo ha vissuto sulla propria pelle. Sono partita dalle storie, ho intervistato molte persone che mi hanno raccontato le loro storie personali e da lì le ho usate per comporre una sorta di mosaico che andasse dalle foibe del 43 fino alla fine dell'esodo del 54, ma anche intervistando anche chi aveva scelto di rimanere dall'altra parte. Tutte queste storie hanno in realtà poi un filo conduttore che è la storia con la S maiuscola. L'idea è raccontare delle storie che possono appassionare ed emozionare, però in filigrana dietro imparare i fatti storici che stanno dietro a queste vicende. Nel volume, dopo alcune spiegazioni di base sui concetti di foibe ed istria, si ritrovano le storie di Egea Hefner, la cosiddetta bambina con la valigia, la foto simbolo dell'esodo che ne ha curato la prefazione, di Erminia Dionis, cugina di Norma Cossetto, e del sopravvissuto all'infoibamento Graziano Udovisi, una serie di testimonianze assieme a tante altre lette al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica in occasione del Giorno del Ricordo, che hanno proprio l'obiettivo di interessare e divulgare quelle storie per troppo tempo dimenticate a ragazzi e ragazze di oggi. E anche qui a Trieste in realtà questo libro è necessario, perché anche nelle nostre famiglie, anche chi aveva subito l'esodo non raccontava ai figli e ai nipoti quello che aveva subito, come anche i triestini vedevano solo questa gente che arrivava, che eventualmente li portava via anche posti di lavoro. È utile conoscere veramente la storia drammatica, ma nel contempo di persone che sono venute in Italia e si sono ricostruite una vita nel nostro paese. Io ringrazio veramente il dottor Andrea Patelli di essere qui con noi questa mattina, esule, che mi ha ringraziato per averlo invitato, perché dice non se n'è parlato abbastanza, meno male che ci sono anche queste trasmissioni dove io posso anche esprimere, far capire l'importanza di questa storia terribile che è stata nascosta volutamente per molti anni, finalmente adesso se ne parla. Saluto anche Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori, collegato con noi da Verona, grazie anche a lei Presidente di essere qui, perché anche con voi stiamo combattendo una guerra, la guerra di prezzi, la guerra delle materie prime, perciò è sempre una guerra, anche se qualcuno mi dice Mirella non parlare di guerra è un'altra cosa, ma per chi non ha soldi è proprio una guerra, ve lo posso assicurare, arrivare a fine giornata. Ringrazio anche Dio ti salvi Perin di essere rimasto con noi, che ha fatto questa bellissima mostra sulle foibe per raccontare la storia alla festa millenaria di Godega Sant'Urbano,
però nessuno ha pubblicizzato, ecco, e se non ci fosse stato questo giornale Il Piave nessuno saprebbe niente, perché nessuno ha scritto niente a parte noi. Allora, dottor Patelli, come mai si fa ancora fatica a capire l'importanza di conoscere? Dopo ognuno fa le proprie riflessioni, ma l'importanza di conoscere la storia delle foibe. Prego, dottor Patelli. Prima di tutto c'è stato un lungo periodo in cui anche i miei genitori non ne parlavano. Eravamo i profughi che eravamo arrivati un po' in Italia per portare via il lavoro. In quel momento l'Italia stava risorgendo da una guerra e quindi c'è stato un momento in cui i nostri genitori non ne volevano parlare. Poi c'è stato un momento di grande silenzio anche politico, non se ne voleva parlare, c'era del negazionismo. Poi finalmente i giornali, le persone hanno cominciato a parlare. Io devo dire che in questo momento devo ringraziare fortemente il Comitato 10 febbraio perché mi ha invitato a parlare, mi ha invitato nelle scuole all'inaugurazione di panchine per la norma Cossetto, un'infoibata che purtroppo io ho conosciuto e della quale ho un ricordo meraviglioso, e quindi non se ne parlava. Adesso finalmente se ne parla. Se ne parla al punto che mi è stato chiesto di pubblicare un libro. Io appartengo a una grande famiglia, ero il cugino, uno fra i cugini vecchi della grande famiglia dei Patelli, farmacisti tutti. Nonno aveva 4 farmacie in Istria, non poche. E quando ci si trovava così fra cugini, visto che io provenivo dalla casa patriarcale, dico, e a un certo momento mi dicevano racconta, poi un cugino, e io raccontavo, poi un cugino mi ha detto, ma perché non scrivi? Lo scrivere era un po' impegnativo, ma ho scritto questo libro per i parenti, per i cugini, per gli amici. Poi il Comitato 10 febbraio mi ha detto perché non lo pubblichiamo, e io ho dato il permesso di pubblicarlo, e adesso in giro per vari paesi abbiamo cominciato a presentare questo libro. Che si intitola? Si intitola Radici strappate, perché vede, io sono scappato di notte con papà e mamma dall'Istria e avevo 10 anni. Frequentavo la quinta elementare e della quinta elementare io ho la prima pagella con tanto di stella rossa, e avevo sentito in casa che c'era questa idea di scappare. Papà era sempre nella lista nera della polizia dell'OSNA, la polizia segreta jugoslava, aveva già rischiato nella prima invasione, dopo l'armistizio, aveva rischiato la foiba, e quindi non potevamo più rischiare. Ma in quei giorni, alla fine del primo trimestre, le maestre avevano organizzato una festina della scuola, e mentre c'erano recite di poesie, così, canzoni, e le mie compagne invece facevano un balletto. Io suonavo il violino e quindi ero il musicista. Fra prove e riprove questo mi aveva fatto quasi scordare questa paura che incombeva su di me, il fatto di andare via, di scappare. E quindi avevo dimenticato tutto. Ma alla sera, dopo il concerto, quando sono tornato a casa, dopo cena, ho dato il bacio ai nonni e agli zii, prima di andare a letto, ho capito che quello non era un bacio della buonanotte, era un bacio dell'addio. E allora
mi ha preso uno sgomento, soprattutto ero arrabbiato perché a un bambino succedeva questo. Non potevo sopportare la casa, il mio paese, dove conoscevo sasso su sasso, la casa, gli odori, i rumori. Era il mio paradiso, ero un bambino felice. E questo mi veniva tolto e questo tuttora sento. Io quando racconto queste cose non sono l'88enne di oggi, ma dentro di me c'è quel bambino e quel bambino ha sofferto tanto, tanto, tanto. La paura che io ho provato la sento ancora oggi. Io sono tornato in Istria, anche dopo sposato, perché volevo far conoscere a mia moglie i luoghi bellissimi dell'Istria, quel mare meraviglioso, ma soprattutto quando arrivavo a Visinada, il mio paese natale, non ho mai detto a nessuno io sono nato qui. Quella paura era ancora dentro di me. Dottor Patelli, le sue parole mi collegano a Liliana Segre, quella bambina che è dentro di me, che non può dimenticare, e finché vivrò ci sarà questa bambina che ricorda. Ecco, cosa dire? Come si fa a spiegare a un bambino, ma lo vediamo tutti i giorni, questi bambini che ti guardano con questi occhi smarriti, spaventati, ma cosa sta succedendo? Quello che sta spiegando lei. Ma perché? Ma perché mi fai così tanto male? Ma perché cosa c'è? Ecco, questa crudeltà che continuiamo a vedere, dottor Patelli, ma allora la storia non ha insegnato niente. Ecco, perché noi rivediamo le stesse immagini, certo sono armi diverse, ma i morti sono morti, i bambini sono bambini, i disabili sono disabili, gli anziani sono anziani, i soldati sono soldati. Perché questa crudeltà continua e diventa sempre più forte con dei messaggi veramente incredibili verso questa gioventù che cerchiamo anche di proteggere? Prego, dottor Patelli. È una domanda molto difficile alla quale rispondere. Perché questa crudeltà? Perché queste guerre? Perché... E questo purtroppo i nostri politici, i nostri governanti di tutto il mondo dovrebbero fare una cosa. Quando scoppia una guerra, quando dichiarano una guerra, dovrebbero loro andare in prima linea e non starsene tranquilli a guardare gli altri che muoiono da tutte le parti, perché abbiamo visto in tutte le guerre non ci sono vincitori, ci sono sempre solo vinti. Perché muore gente che non ha né colpa né pena, anche i soldati da una parte o dall'altra, e quanti civili. Beh, Treviso ne sa qualche cosa, con quel bombardamento ne sa qualche cosa. Del 7 aprile. Però voglio dire una cosa, io sono andato a parlare qualche volta anche delle scuole elementari. E dopo un'ora che parlavo cercavo anche di non raccontare le brutture delle foibe, le uccisioni di donne, di bambini, di tutte quelle povere persone innocenti che appartenevano soltanto, avevano la colpa di appartenere all'amministrazione italiana. Bidelli, portalettere, ma perché? Oppure donne, come... mi riferisco ancora alla Norma Cossetto. Però le dicevo che quando raccontavo queste cose ai bambini, addolcendo un poco, logicamente, perché una quinta elementare, una quarta elementare, non si può sempre parlare di sangue e di brutture, dopo un'ora e mezza che parlavo, dicevo, poveretti, questi bambini saranno stanchi di sentire queste cose. E allora finivo la mia conferenza. E allora mi si avvicinavano a chiedermi ancora. Perché? E sempre è successo così. Quindi i bambini vogliono sapere, perché purtroppo i programmi scolastici per tanto tempo non ne hanno parlato, si fermavano. D'altra parte è successo anche a noi. Quando ero piccolo sapevo tutto su Giulio Cesare, guai se non conoscevo le date delle guerre puniche, ma della prima guerra mondiale,
quella guerra alla quale avevano partecipato i nostri nonni, e poi qui nel Veneto era qualche cosa di ben importante la prima guerra. Ebbene, a noi non insegnavano niente. Io sono arrivato fino alla terza liceo, che dalla prima guerra mondiale non ne sapevo niente, e purtroppo sta succedendo anche adesso molto, cioè nelle scuole, se non andiamo noi a raccontare la storia, quella storia che è bene, sì, ci sono gli storiografi, è giusto, ma la vera storia è raccontata da quelli che l'hanno vissuta. Allora, lei è riuscito anche a emozionarsi, specialmente anche Dio ti salvi Perin, sono testimonianze toccanti, penso anche a casa capiti quello che sta capitando a noi, rivivere quei momenti di questo bambino che si vede strappato, ecco, proprio come una piantina che strappano le radici, bellissimo il titolo del libro, dottor Patelli. Ecco, cosa vuoi aggiungere, Dio ti salvi Perin? Ma che dire, sono cose veramente che senti nel cuore, quindi io dico, non so, mi vergogno di quanto è avvenuto, e mi scuso con il dottor Patelli, che oggi rappresenta tutti i fatti degli esuli e foibe, quindi... Allora, intanto che cerchiamo di far passare un po' questa commozione che veramente ha coinvolto tutti con questa storia documentata così in maniera molto semplice ma molto forte dal dottor Patelli. Allora, Presidente Framba, ecco, questa guerra che continua a colpire i fragili, eccole qua, le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, tutto costa caro. Poi ci mandano anche, ci fanno la predica, dovete mangiare sano, dovete mangiare bene, sì, dammi i soldi tu, un olio di extravergine di oliva costa minimo 15 euro a litro, la carne buona costa, il formaggio buono, la verdura, ma cosa sta succedendo? Le bollette non ne parliamo, per fortuna che abbiamo avuto un inverno mite, dico io, sennò chissà cosa sarebbe successo. Prego, Presidente Framba. Intanto grazie dell'invito. È sempre un piacere parlare con voi. No, il dottor Patelli diceva che nelle guerre ci sono solo i vinti, no? Ci sono anche i vincitori purtroppo. In tutti gli avvenimenti ci sono i vinti e i vincitori. Parliamo di cose più semplici rispetto a quello che ci ha raccontato il dottor Patelli, però siamo in una fase storica dal punto di vista economico dove ci sono dei vincitori, ci sono dei vinti, perché quando si parla di aumento dei prezzi vuol dire parlare logicamente di aumento delle difficoltà di una fascia di popolazione e invece aumento della ricchezza per altri. Il dato vero è che oggi, con l'aumento dei prezzi che c'è per l'energia, in modo particolare il gas, perché dobbiamo ricordare che anche l'energia elettrica, cioè la luce, scaturisce da una lavorazione del gas, ci sono fasce di cittadinanza, di risparmiatori che si impoveriscono, ma ci sono le aziende produttrici e trasformatrici di gas che si arricchiscono. Guardate, semplicemente un dato, l'ENI ha dichiarato ufficialmente che per quanto riguarda il 2024 l'utile è stato di 14,4 miliardi di euro, l'ENI. Tutte le case, i grandi produttori di energia negli ultimi 3 anni hanno fatto utili per 70 miliardi. C'è un provvedimento del governo dell'altro giorno, del 28 febbraio, che è il decreto legge numero 19, che stabilisce un aiuto di 2,8 miliardi da dividere tra i cittadini e le imprese, che è una cifra marginale rispetto a quelli che sono gli utili che fanno le aziende che producono energia. Questo per dire che in qualsiasi situazione di cambiamento rispetto a un equilibrio c'è sempre chi vince e sempre chi perde, come nelle guerre, perché questa non è una guerra come si raccontava per quanto riguarda le foibe il dottor Patelli, ma è una guerra economica. Il capitalismo purtroppo si sta riposizionando, basta vedere quello che succede in America con l'elezione di Trump, e ci saranno anche per questi provvedimenti del presidente americano delle conseguenze in positivo per qualcuno e in negativo per altri.
Presidente Framba, io l'altro giorno ho letto gli utili delle partecipate, come ha ben spiegato lei, sono rimasta sconvolta. Ecco, parliamo veramente di cifre colossali, ma perché non si è chiari? Perché non si spiega come vengono queste cifre, come vengono i dividendi, chi sono quelli che gestiscono, come verranno impiegati? Non mi sembra che ci sia una grande proprio trasparenza su queste partecipate, o sbaglio, Presidente Framba? No, è tutto molto chiaro, però è così chiaro che fa arrabbiare tantissime persone. Diciamo, i vinti si arrabbiano, ma in realtà quando ormai tutto è basato su proprietà privata, su finanza e su utili da dare agli stockholder, diciamo ai soci, ecco che tutto diventa complicato, perché ci sarà sempre chi vince e ci sarà sempre chi perde. Cosa fare? Se vi ricordate, prima era stato fatto con le aziende produttrici di energia, poi è stato fatto con le banche, si chiedeva di tassare gli extra profitti. Poi avete visto per quanto riguarda le banche cosa è successo. In realtà c'è stata l'opposizione ai dei provvedimenti governativi da parte delle banche, e si è trovata la soluzione che invece di pagare una tassa sugli extra profitti, le banche, quando i tassi erano alti, l'inflazione, se vi ricordate, 2 cifre, quindi con tutta una serie di conseguenze per chi aveva i mutui, ecco che la mediazione fatta, una mediazione al ribasso, una mediazione misera, è stata quella che invece che far pagare la tassa sugli extra profitti, si è deciso di far sì che le banche concedessero un prestito che poi verrà restituito. Lo stesso, se vi ricordate, era accaduto per quanto riguarda col governo Draghi per le aziende produttrici di energia, che si era richiesta un pagamento di 28 miliardi, cosa che non è mai stata fatta perché era volontario, ed oggi, scusatemi la dico così, i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri, ma non soltanto nel mondo, diciamo, che esterno a noi, anche nelle nostre città, nei nostri paesi, quindi in Italia, i poveri sono più poveri di prima, sono in difficoltà. Considerate soltanto un dato che è di ieri, l'Istat ufficialmente ha detto che la tassazione media è aumentata dello 0,8 rispetto al 2023 ed è l'imposizione del 42,6%. Quindi vuol dire che ogni 100 euro che ognuno ha di noi, 42 vanno in tasse. Soltanto in particolare riguardo le bollette, semplicemente le bollette aumentano perché aumenta il costo della materia prima. Poi si tratta di vedere se aumentano in misura identica oppure c'è della speculazione, eventualmente ne parliamo. Ma guardate che nella bolletta noi paghiamo l'IVA, e pagare l'IVA su 100 o pagare l'IVA su 150, logicamente noi paghiamo una tassa, una quantità di IVA maggiore, e l'IVA viene incassata dallo Stato. Quindi c'è anche lo Stato che si arricchisce rispetto all'aumento delle bollette. Non so se sono stato No, chiaro. chiarissimo, Presidente Framba, e la ringrazio, perché quello che manca è la chiarezza, perché la gente non riesce a capire dove vanno tutti questi soldi, queste tasse che pagano, perciò bisogna anche spiegare com'è la situazione, e specialmente la parola speculazione, che si usa poco ma ce n'è tantissima, anche fatto tutto molto legale ma sempre speculazione, o sbaglio, Presidente Framba? No, la speculazione non è illegale, la speculazione è legale. Esatto. Cioè, è una furbata. Tenete presente che il prezzo del gas si fa ufficialmente ad Amsterdam. C'è una borsa, è una borsa virtuale. In quella borsa i produttori, le grandi aziende produttrici di gas sono in minima parte, in gran parte sono fondi speculativi che fanno il prezzo, e quindi essendo fondi speculativi internazionali, hanno l'obiettivo semplicemente di far aumentare i prezzi per poter guadagnare. Avete capito come funziona? Allora, Dio ti salvi, perché tu hai alzato questo cartello per ricordare la storia di Norma Cossetto, questa figura femminile che sta molto a cuore al nostro dottor Andrea Patelli. Ecco, cosa vuoi dire, Salvi? Tu sei anche un imprenditore? Ma sì, ecco, sentendo anche quello che è stato appena detto, purtroppo qui quante aziende vengono prese da questi fondi, eccetera, quindi anche qui si pensa
tantissime belle aziende che abbiamo in Veneto, però sono state prese da questi fondi eccetera che girano, quindi oggi sono e domani non ci possono essere più, quindi dobbiamo avere molta attenzione di cosa sta succedendo qua in questo mondo, perché ci stanno portando via tutte le aziende migliori, voglio dire, questi fondi, e naturalmente nel mare americano insomma dopo vanno a finire, quindi questa è la realtà. Tu volevi parlare anche di questa cosa che tu stai facendo, specialmente anche col comune di Oderzo, l'ultima volta che eri venuto avevi appuntamento con la sindaca di Oderzo, ecco, com'è andata? Ecco, sì, ho avuto un incontro con il sindaco di Oderzo e ho portato anche il mio sindaco di Susegana e la dottoressa Scarpa per parlare, vedere se si può fare una specie di cerimonia collegata, visto che è successo un eccidio, dico uno dei più grandi che sono successi in Italia, che però non viene ricordato, quindi studenti disarmati, giovani, il più piccolo fa il conto 14 anni, disarmati e caricati sui camion e portati sul Piave a fucilare. Dovevano andare, il parroco mi diceva, doveva andare a fare una passeggiata. Quindi a Ponte Priula abbiamo ricordato un monumento sull'argine del Piave, abbiamo messo dei cartelli grazie al presidente Muraro di allora, e venivano delle persone a visitare. I corpi sono stati portati dopo giorni che erano abbandonati, lì questo mucchio, immaginate circa 120 ragazzi, quindi là sul Piave, e portati dopo giorni in condizioni che erano qui carri su al cimitero. A Oderzo è successo che un altro gruppo di soldati, di ragazzi, stati presi sempre dai Brandolini, portati sul Monticano e trucidati, levato gli occhi da vivi, tagliato non vi dico cosa, ecco, tutte cose tremende, dopo gettati dentro nell'acqua, quindi una specie di foiba anche qui, insomma, voglio dire, no? E però non se ne parla, perché al tempo, quindi a guerra finita, c'è stato un lasciapassare sia dal Monsignor Visentin, che era il parroco, il Monsignor del Duomo di Oderzo, e il sindaco, quindi questo lascia passare. Allora, nessuno deve parlare di questa cosa, questo, vi rendete conto? Ecco, noi vogliamo fare assieme con l'ingegnere Artico, Vincenzo Artico, che è capo del Genio Civile di Treviso, io ho chiesto se posso mettere sull'argine del Piave una stele, un qualcosa che ricordi queste persone, perché qui sono praticamente 13, dovevano essere 12, perché quando il biondo della compagnia di questi personaggi con la mitraglietta che giravano per le case, come bene augurale del matrimonio, doveva praticamente avere 12 figli. E allora ha detto, allora facciamo 12 morti. Ecco, come bene augurale, ha capito. Questi sono stati buttati giù per il Monticano, recuperati dopo alcuni giorni più a valle, verso quasi Gorgo del Monticano, e il sindaco mi ha detto, ma dopo non si sa mai cosa può succedere. Ma io ho detto, allora se ha paura di qualcuno, facciamolo più in giù, facciamolo a Gorgo, a Fratta, non lo so. Sentiamo cosa ne pensa anche il dottor Patelli. Devo correre perché siamo in chiusura. Dottor Patelli, questo racconto di Dio ti salvi per ricordare anche queste persone che non ci sono più, morti crudelmente. Dappertutto ci sono questi morti terribili. Ecco, quello che io volevo dire prima, che non ci sono nelle guerre, non ci sono vincitori, ma sono solo vinti. Intendevo parlare della popolazione, della gente. L'Inghilterra ha vinto la guerra, ma quanti morti ci sono stati nei bombardamenti tedeschi a Londra, in Inghilterra? Cioè, io parlo non da un punto di vista economico o politico, io parlo proprio della gente. Quindi sia da una parte che dall'altra muore della gente innocente. Che poi una nazione sia quella vincitrice e l'altra perdente, ma da tutte e due le parti sono morti. Ecco, e questi morti, come questi appunto del Piave, devono essere ricordati. Dobbiamo ricordare questa storia, è la nostra storia d'Italia,
non dobbiamo dimenticare queste povere anime innocenti. Guardi, per me la Norma Cossetto, oltretutto, io l'ho conosciuta perché si andava a casa, lei era di parecchi anni, era una signorina, io e mia sorella eravamo dei bambini e andavamo, mentre i grandi chiacchieravano fra di loro, perché Santa Domenica di Visinada sono paesetti vicini, e questa signorina ci faceva giocare, e quando mi dicevano domenica andiamo a Santa Domenica dai Cossetto, per me e mia sorella era una festa, era una signorina meravigliosa. Quando ha subito quello che ha subito, le violenze terribili e l'infoibamento dopo, a me bambino non hanno detto niente, perché non volevano che io provassi questo grande dolore. Poi ho scoperto con grande piacere, in un certo senso, quando sono andato a Padova all'università, ho visto che c'era una targa dedicata a Norma Cossetto. Almeno questo. Allora, Presidente Framba, questa ossessione che abbiamo, la paura di non arrivare a fine mese, 6 milioni di poveri, oggi ho aperto il Banco Solidale, oggi e domani sempre più famiglie normali si avvicinano perché hanno perso il lavoro, non riescono a pagare il mutuo, affitti molto alti, cioè sono stipendi veramente incredibilmente bassi, abbiamo sentito e visto, sono gli stipendi più bassi d'Europa. Bisognerà pur cambiare, qualcuno dovrà pur ascoltare, perché veramente qui andiamo a picco, non ce ne sarà per nessuno, ecco, non si trova personale, non abbiamo giovani, stipendi bassi, pensioni basse, diversamente giovani con molti acciacchi. Ma cosa sta succedendo? Però i soldi per le guerre e per altre cose si trovano dove si vogliono. Allora non è vero che non ci sono i soldi, specialmente i soldi del PNRR erano destinati al terzo settore e ce n'era da spendere, hanno fatto tanto cemento con i fondi del PNRR, senza pensare che dopo all'interno di questo cemento che hanno costruito non abbiamo più le persone. E allora cosa si fa? Prego, Presidente Framba. Cosa si fa? Bisogna insistere perché, come dice lei, i soldi ci sono, oppure ci sono i posti dove andare a trovare i soldi che sono nascosti, mi passi il termine, l'evasione fiscale, tanto per capirci. È che ci vorrebbe una più equa distribuzione, come diceva lei. Gli stipendi non aumentano al pari dell'inflazione, anche se qualcosa è stato recuperato, ma guardate che tutto quello che è stata la perdita del 2023, quando l'inflazione era stata vicinissima al 10%, non c'è stato un adeguamento degli stipendi e delle pensioni di quell'importo. Le pensioni, a parte le pensioni al minimo, sono aumentate non più della metà di quella che è stata l'inflazione, e lì c'è una perdita secca, un impoverimento. I contratti, solo alcune categorie sono riuscite a recuperare attraverso la contrattazione una gran parte dell'inflazione, ma se ci pensate, a fronte di un'inflazione del 17% nel triennio nel settore pubblico, l'offerta che viene fatta dal governo è del 6%. Il dato vero è che il 2024 è stato un anno dove sembrava che l'inflazione ritornasse sotto controllo, la media dell'inflazione. I dati che abbiamo invece per il 2025, per i primi 2 mesi del 25, di febbraio non è ancora ufficiale ma è ufficioso, dimostra invece che in conseguenza dell'aumento dei prezzi dell'energia, del gas nel caso specifico, sembra esserci una ripresa, o meglio c'è una ripresa almeno per febbraio di quello che è il costo della vita. L'inflazione ancora provvisoria, perché il dato ufficiale sarà a metà mese, parla dell'1,7, la media, per quanto riguarda febbraio 2022 rispetto febbraio 2025, scusate, rispetto a febbraio 2024. Ma questa è la media, perché il dato reale è che per quanto riguarda l'energia, l'aumento di febbraio 2025 rispetto a febbraio 2024 è del 3%. Questo vuol dire che tutto quello che viene fatto, costruito, formato con l'energia avrà un aumento. Primo fra tutti, guardate, quelli che sono i beni del carrello della spesa, perché i dati di gennaio, perché noi come Federconsumatori monitoriamo continuamente ogni mese l'andamento dei prezzi di tantissimi prodotti, dice per esempio che il caffè
dato ufficiale a gennaio 2025 rispetto a gennaio 2024 è aumentato del 15,9%, il cacao del 12,6%, il burro del 18%, perché poi l'inflazione media è una cosa, è un dato importante, ma non è che è il dato più importante la media. Il dato più importante è quello dei beni energetici, cioè l'energia che utilizziamo, e il cosiddetto carrello della spesa, che è la cosa che si va a comprare quotidianamente nel negozio a fianco all'abitazione oppure nel supermercato. C'è una difficoltà, è evidente. Il provvedimento governativo è un provvedimento quasi spot, perché è un provvedimento una tantum, meglio di niente logicamente, ma è un provvedimento che crea un tampone, è un bonus. Bisogna fare interventi strutturali, uno dei quali è quello anche del recupero delle retribuzioni, ma non solo. Per quanto riguarda per esempio le bollette, bisogna che l'IVA sia in parte congelata. Ricordiamoci che Draghi, per un determinato periodo, quando era molto alto il costo del gas, aveva messo l'IVA al 5%. Oggi l'IVA è tornata al 10% per quanto riguarda il gas, fino ai primi 480 metri cubi, poi è tornata al 22%. Quindi se c'è un consumo elevato di gas, e consideriamo che in alcune case il consumo di gas c'è perché bisogna scaldarsi, c'hai una tassa del 22%. La ringrazio anche per la chiarezza con quale ha esposto i numeri, perché i numeri fanno discutere ma fanno anche riflettere, però bisogna avere i numeri giusti. Come lei ha detto, l'IVA dal 5 al 10 al 22, però poi alla fine capite bene che sono numeri importanti, quello che vi ha detto il presidente dei Federconsumatori Verona, Maurizio Framba. Allora, dottor Patelli, cosa dice lei? Come andrà a finire questi venti di guerra che si sentono? La storia insegna poco e voi siete ancora testimoni, dove anche lei dice ma riflettete prima di far capire che forse l'intenzione bellica deve essere frenata, ci vuole dialogo, consapevolezza, ma mi sembra che non ci siamo proprio. Liliana Segre ha detto Trump mi terrorizza. Prego, dottor Patelli. Anche a me Trump fa paura. Forse non conosce tanto la storia, non conosce l'Europa, non lo so, mi sa di ignoranza proprio, e allora agisce in maniera non giusta. Dottor Patelli, il peggior nemico è l'ignoranza, Sì, questo a me fa tanta paura e sento che la gente, anche parlando in giro, tutti hanno tanta paura della guerra, perché come dicevo prima, è una gran brutta cosa, è una gran brutta cosa. Quindi noi siamo in mezzo qui, indifesi. Il nostro esercito purtroppo è anche molto ridotto. Tra parentesi, sarei molto favorevole a ritornare all'esercito, alla Naia, quando c'era, a 18 anni si andava a fare militari, c'era una bella disciplina e non c'era droga, non c'era niente, non c'era la famiglia che ti giustificava se combinavi qualche cosa, perché c'era il carcere, si dormiva sul tavolaccio e per cose peggiori si finiva a Gaeta. Non c'erano giudici che ti proteggevano, no, quello era il codice militare ed era ben duro, però si imparava l'educazione, si imparava il rispetto, non c'erano vie. Dottor Patelli, se avesse di fronte Trump e Putin, cosa direbbe a loro due? Ma guardi, è ovvio che per Putin non ho neanche parole. Cioè, per me il comunismo è tutto quello che mi ha portato di negativo nella vita. E quindi direi, vuoi fare la guerra? Vai per primo tu in prima linea, come l'ho detto prima. E di Trump mi fa paura. Veramente mi fa paura.
Non capisco una cosa, come io devo chiederlo a mio cugino che abita in America, come mai Trump sia stato eletto? Questa è una cosa che cosa l'America si aspetta tuttora, si aspetta da Trump. Ma no, è sempre storia che in America vince chi ha più soldi, dottor Patelli. La storia è questa, chi ha più soldi vince. Chi ha più soldi riesce ad arrivare all'apice, questa è la storia americana. Basta vedere cosa costano le campagne elettorali, chi foraggia queste campagne elettorali, perciò la risposta è questa: vince chi ha più soldi e quei soldi tu puoi manipolare l'opinione pubblica. Questa è la verità. Purtroppo questo è da una parte e dall'altra, perché purtroppo sono... E a Zelensky, dottor Patelli, devo correre, ma devo chiederlo cosa direbbe a Zelensky? Cercare di arrivare alla pace. Cercare di arrivare alla pace, perché altrimenti ci rimetterà sempre. Sempre ci rimetterà, perché con l'America che lo molla, con la Russia che lo preme... E con la Cina pronta. Non pensiamo poi al pericolo cinese. Quindi... io direi cerca la diplomazia, cerca soprattutto la pace, perché non puoi pretendere che la situazione dell'Ucraina ritorni coi confini e bella vita come prima. Purtroppo devi cedere, ma cedere con una guerra e cedere è una cessione ancora più dura. Come ci saluta, dottor Patelli? Un veloce saluto, che saluto vuole fare? Prima di tutto io devo ringraziarvi enormemente. Vorrei che la gente conoscesse la mia storia, la nostra storia dell'Istria, dei profughi, ma senza odio. Così, sapere che non siamo venuti qua perché eravamo fascisti e non volevamo portare via il lavoro a nessuno. Il libro come si chiama? Radici strappate. Radici strappate, con questo titolo io vi saluto, ringrazio veramente il Presidente Federconsumatori Maurizio Framma di essere stato con noi, grazie Presidente, ringrazio anche l'imprenditore, Dio ti salvi per queste testimonianze che porta, che investe per far conoscere la storia, grazie veramente a questo grande uomo, il dottor Andrea Patelli, che sta cercando di far capire che l'importanza è la pace. Ecco, la parola magica è pace e un grande augurio a Papa Francesco di riprendere le forze. Forza Papa, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso con moscardini e piselli. Polpi e moscardini appartengono alla stessa famiglia ma sono due specie differenti. I moscardini hanno una sola fila di ventose e i polpi due. E hanno anche sapori diversi e tempi di cottura differenti. Ingredienti per 4 persone. 320 grammi di riso lessato in precedenza. 400 grammi di moscardini eviscerati e lavati. 200 grammi di piselli, anche surgelati. Uno scalogno. Mezzo bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, prezzemolo tritato, sale, pepe. Mondate e tritate lo scalogno e ponetelo in un tegame con 4 cucchiai d'olio. Nel frattempo fate appassire lo scalogno, aggiungete i moscardini, fateli rosolare
sfumate con mezzo bicchiere di vino. E quando il vino sarà evaporato, unite i piselli. Cuocete a fuoco moderato per circa 12 minuti con coperchio. Versate i moscardini con il loro sugo sul riso già lessato. Salate, pepate e mescolate. Servite subito e buon appetito!